Ben arrivati, io sono la cancelliera dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, questo è Palazzo Loredano, la nostra sede principale, e molti di voi già la conoscono perché appunto come molti di voi già sanno, questo istituto, questa accademia ha nella sua tradizione studi legati alla laguna e a temi di idrologia, quindi ci fa molto piacere ospitarvi qui per questa occasione, per questa giornata dell'acqua. Tra il resto l'istituto, lo dico a margine del breve saluto che volevo dare, sulla spinta del nostro presidente Andrea Rinaldo, di cui adesso sentirete i saluti, e grazie anche alla competente attività del nostro personale, sta acquisendo archivi legati a temi di ingegneria e soprattutto dell'8-900. Abbiamo da poco fatto una mostra qui sotto che qualcuno di voi forse ha visto, su Venezia e la scienza fra 8 e 900. Insomma, è un tema che stiamo coltivando e speriamo di portare avanti nei prossimi anni. Detto questo, vi lascio col mio presidente, di cui adesso parte un breve video. Benvenuto a tutti i partecipanti all'incontro alla Laguna ieri, oggi e domani, che è organizzato dall'Ordine degli Ingegneri Veneti Venezia, dal Collegio degli Ingegneri da altre iniziative, insomma, in collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che indegnamente pro tempore presiedo. Mi chiamo Andrea Rinaldo e volevo portarvi un saluto, dispiacendomi di non poter essere con voi oggi, perché l'argomento è un argomento che certamente è nelle corde sia dell'Istituto Veneto, che da 150 anni si occupa della salvaguardia di Venezia, che anche si parla licet delle cose che interessano a me. Mi spiace non poter essere lì, ma il 22 marzo è una giornata particolare e da tempo immemore ero impegnato nella giornata dell'acqua Lincea, nella quale devo aprire e chiudere diciamo, le considerazioni che vengono fatte in quella sede. Ma lì si tratterà di piene siccità, c'è un argomento tangenziale rispetto a questo argomento. Certamente la laguna ieri, oggi e domani è un tema affascinante, è un tema che dobbiamo porci, è un tema che non può aspettare una qualche forma come dire, di definizione appropriata, guardando al mondo che cambia rapidamente sotto i nostri piedi. Insomma, l'idea è che se il clima cambia e cambia rapidamente, dobbiamo farlo anche noi in qualche modo. Quindi, tra l'altro, moltissimi dei relatori sono miei amici personali, quindi avrei avuto particolarmente piacere a partecipare. Quindi vi scuso, vi auguro buon lavoro e speriamo che naturalmente da questo possa nascere appunto questa idea di questa militanza per Venezia, una Venezia il cui modello di sviluppo economico-sociale, il cui modello di salvaguardia non può aspettare molto a lungo, non può aspettare i 60 anni che ci sono voluti per fare Mose, tutto sommato, perché in questo caso il problema cronico che si profila, a mio giudizio, diventa essenziale. Buon lavoro quindi. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io sono Alberto Zorzi, sono giornalista del Corriere del Veneto e da anni, insomma, mi occupo di varie tematiche lagunari, ma poi, insomma, magari dirò due parole in più. E in questo momento, semplicemente, appunto, ringraziando l'Istituto Veneto che ci ospita in questa sede magari più piccola dell'altra, insomma, della sala dove di solito si fanno questo tipo di incontri, però direi splendida, per cui penso che ci abbiamo guadagnato. E passo la parola direttamente a Sandro Boato, presidente del Collegio degli Ingegneri di Venezia, che farà un intervento anche a nome di Mariano Carraro, presidente dell'Ordine, che non è potuto venire, e quindi avremo un unico saluto presidenziale. Sì, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, e anche a nome di Mariano Carraro, appunto, che si scusa e mi ha pregato di portarvi il suo saluto. Volevo lasciare appunto all'Istituto Veneto un piccolo ricordo per ringraziarli dell'ospitalità, quindi lo lascio alla dottoressa, che so che non si fermerà, che non può fermarsi con noi, ma è un'osella di vetro con il nostro simbolo, e quindi grazie per l'ospitalità in questa sede davvero molto, molto prestigiosa.
Allora il mio saluto, volevo fare qualche brevissima considerazione appunto su questo convegno. Allora, l'interesse degli ingegneri per la laguna è per noi sempre una cosa viva. Nel corso degli ultimi anni sia l'Ordine che il Collegio abbiamo insieme organizzato numerosi interventi per approfondire i temi che interessano la laguna e la sua salvaguardia. Abbiamo seguito la messa in funzione del MOSE, le prospettive del porto di Venezia, l'evoluzione della qualità ambientale, temi che vale la pena di approfondire continuamente, perché come professionisti e come cittadini che vivono questo territorio è giusto e doveroso, a mio parere, essere informati sulle modificazioni e sulle prospettive di questo nostro sistema lagunare. Quindi perché ancora un convegno? Perché vogliamo instaurare un rapporto continuo con la città e con i suoi cittadini, mettendo a disposizione le nostre conoscenze tecnico-scientifiche con l'intento di informare quanto più possibile i cittadini che sono interessati su quanto viene realizzato a Venezia e sulla sua laguna. Questo quindi sarà il primo di una serie di incontri che intendiamo portare avanti anche nei prossimi anni. E l'interesse dei cittadini peraltro si è dimostrato forte, lo abbiamo riscontrato anche dalle richieste di adesione a questo convegno, che hanno superato purtroppo le nostre previsioni e che abbiamo dovuto purtroppo limitare per la causa della capienza di questa sala. Appunto, però per i prossimi eventi cercheremo di trovare anche altri siti per accogliere appunto un maggior numero di persone. Oggi apriremo lo sguardo su un arco temporale piuttosto ampio. Dal titolo si capisce, no? Vogliamo considerare le trasformazioni avvenute nel passato. Ricordiamoci che la laguna è un ambiente di per sé instabile, soggetto alle modificazioni dovute sia agli eventi naturali, penso al trasporto dei fiumi, l'effetto del moto ondoso, ma molto anche alle opere dell'uomo che nel corso dei secoli ha inciso in maniera piuttosto rilevante su questo territorio, spostando le foci dei fiumi, scavando canali per consentire la navigazione, modificando l'assetto morfologico con la creazione delle valli da pesca, della zona industriale, delle barene e anche dell'aeroporto, insomma tutti elementi che hanno comportato una modificazione della laguna. Ma sono stati fatti anche molti interventi tesi a migliorare lo stato ecologico, basti pensare alle tante opere in tema di raccolta e depurazione delle acque, sia di origine civile, industriali e anche di origine agricola, alle bonifiche delle aree inquinate e anche alla ricomposizione della morfologia lagunare. I risultati di fatto si sono visti, lo stato della laguna è certamente migliorato rispetto a quello che era qualche decennio fa. Ma naturalmente il lavoro non è finito, dobbiamo guardare al futuro per valutare le prospettive alla luce del cambiamento del clima e del conseguente innalzamento del livello del mare. Questo fenomeno richiederà sempre più frequenti chiusure delle bocche di porto, con i conseguenti problemi alla portualità e all'ecosistema lagunare, che non potrà più contare sui volumi di scambio tra mare e laguna che garantiscono l'attuale equilibrio ecologico. Le tendenze in atto appaiono, ahimè, irreversibili e l'inerzia del sistema è tale che anche se si invertisse drasticamente la rotta, quindi con la riduzione drastica delle emissioni di CO2 in atmosfera, cosa che ancora non sta avvenendo se non in minima parte, la temperatura del pianeta continuerebbe ad aumentare per molti anni e il livello marino a crescere. Bisognerà pensare perciò a interventi di adattamento per convivere con una situazione in continua evoluzione. D'altra parte, come sappiamo e come gli interventi di oggi che seguiranno ci illustreranno, la laguna ha subito continue modificazioni nel tempo,
come dicevo prima, causate dall'uomo e altri di origine naturale, alle quali l'uomo si è adattato. Quindi si può dire che non c'è nulla di particolarmente nuovo, innovativo, ma dobbiamo però prepararci ad affrontare il prossimo futuro, non certo in una situazione di stabilità. Un altro aspetto importante che volevo sottolineare prima di chiudere è la governance della laguna. Con la nuova autorità che sta partendo, merita un'attenzione particolare, in quanto dovrebbe garantire un assetto più razionale su tanti aspetti, anche confliggenti, che sono in gioco. Insomma, un campo molto aperto, ancora con molte incognite, e per questo ritengo utile e doveroso, come dicevo prima, organizzare incontri aperti e suscettibili di evoluzioni non ancora definite. Ringrazio quindi Andrea Rinaldo e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti che ci ospita e l'Associazione Idrotecnica Italiana, qui rappresentata dal professor Bixio, cui adesso lascio subito la parola, l'ingegner Baruffi e Marco Baldin che hanno organizzato questo incontro e che si sono fatti carico dell'organizzazione, e naturalmente tutti i relatori per i loro contributi che ci illustreranno tra poco. Buon lavoro a tutti. Grazie. Volevo fare proprio un brevissimo intervento, nel senso che un po' sono, come dire, anche in soggezione perché vedo un uditorio molto qualificato. Io ovviamente non sono ingegnere, non ho competenze diciamo specifiche. C'è quella famosa battuta, no, che dice che il giornalista è quello che sa spiegare le cose che non sa, per cui, come dire, noi ovviamente cerchiamo di muoverci tra le vostre competenze, parliamo con le persone competenti e cerchiamo di raccontare alle persone quello che succede. Per prima cosa volevo partire leggendo proprio una frase che ricavata insomma dal sito del Ministero dei Beni Culturali nella sezione dei beni patrimonio dell'UNESCO, perché come voi sapete appunto il patrimonio UNESCO non è Venezia, ma è Venezia e la sua laguna. Perché? Perché la motivazione che viene data è: Venezia e la sua laguna formano un tutt'uno inseparabile di cui la città di Venezia rappresenta il cuore storico pulsante, nonché un'opera d'arte senza uguali. E poi viene anche detto il paesaggio di Venezia e della sua laguna è il risultato di un processo dinamico che illustra l'interazione tra l'uomo e l'ecosistema del suo ambiente naturale nel corso del tempo. Gli interventi antropici testimoniano elevate capacità tecniche e creative, e quindi qui insomma penso che il ruolo insomma, degli ingegneri, dell'ingegneria e appunto degli esperti di idrotecnica e idrodinamica insomma sia fondamentale per la realizzazione delle opere idrauliche e architettoniche. Qualcuno spesso mette anche l'accento, cioè dice non solo Venezia e la sua laguna, ma Venezia è la sua laguna, cioè a ribadire appunto questa unione fondamentale. Io da quello che è il mio punto di vista professionale posso dire che come dire, in questi 18 anni in cui mi occupo insomma di giornalismo, di laguna abbiamo scritto in continuazione, e questo testimonia anche il fatto che lo spirito di convegni del genere, che è anche quello di cercare di portare un po' a tutta la cittadinanza delle opinioni, delle competenze, delle materie che si sono studiate, sia fondamentale, perché se la laguna trova così tanto spazio insomma nei giornali, che dovrebbero essere insomma il mezzo per parlare anche alla cittadinanza, purtroppo forse una volta di più oggi paghiamo una crisi anche noi che stiamo cercando di superare, è evidente insomma che si tratta di argomenti fondamentali che interessano comunque la popolazione. Qui ovviamente i temi che trovano spesso spazio nei nostri giornali sono ovviamente il MOSE, e qui appunto torno a ribadire l'apporto insomma del mondo ingegneristico ha avuto un ruolo fondamentale, con tutto quello che ne è conseguito a livello di tempi, ritardi, aumento dei costi, critiche a volte magari più ideologiche, a volte però anche tecniche, per cui
Sicuramente è stata un'opera molto contestata, che adesso sta funzionando, ma che probabilmente, ma questo lo vedremo dopo nell'intervento del professor Adami, che non c'è, ma che insomma verrà esposto, siamo in condizioni che per alcuni possono essere drammatiche, perché effettivamente nell'arco di meno di un secolo ci troveremo a dover combattere un aumento, un innalzamento del livello del mare che porrà delle sfide fondamentali. Io quando parlo di queste cose dico sempre, no, chi vuole, come dire, fare la polemica sul Mose dice ma il Mose, se il mare si alzerà di 1 metro non servirà più a niente. Sì, è vero anche che se il mare si alzerà di 1 metro, di fatto penso metà delle coste italiane andranno sott'acqua, e quindi diciamo il problema è sì di Venezia, ma è probabilmente nazionale e anzi ancora più probabilmente mondiale. Quindi diciamo parliamo di scenari, di prospettive veramente drammatici per tutto e per tutti. E poi sicuramente un tema fondamentale di cui ci occupiamo regolarmente è quello del porto, cioè Venezia, un porto particolarissimo interno alla laguna, in questo momento peraltro vincolato appunto dai lavori del Mose, che quindi hanno posto un limite insuperabile al pescaggio delle bocche di porto, per cui abbiamo i famosi 12,5 metri di profondità che vincolano appunto e limitano l'accesso delle navi, con tutto poi quello che ne consegue del dibattito pubblico in corso sul gigantismo navale, le navi da crociera, le portacontainer, l'inquinamento, il moto ondoso e tutti questi discorsi. E, appunto un tema fondamentale, ecco, è stato di cui si è parlato molto, è quello dell'innalzamento e quindi delle prospettive della città, e questo anche legato al fatto che appunto con l'entrata in funzione del Mose si è scoperto, tra virgolette, che c'erano in ritardo alcuni lavori che invece dovevano servire per innalzare la città o comunque proteggerla sotto la quota sotto alla quale il Mose non si sarebbe alzato, per cui abbiamo avuto polemiche sulla diciamo l'acqua che entrava nel nartece della Basilica di San Marco, e quindi prima si sono fatte le pompe sotto il nartece, poi si è fatta la barriera di vetro, e quindi insomma un continuo lavoro anche diciamo per noi per raccontare tutti questi lavori, questi interventi che si stavano cercando di fare per proteggere la città. Ovviamente dietro, e non dico sotto, cioè a fianco di tutto questo c'è sicuramente una forte come dire, posizione ambientale, per cui diciamo appunto come si diceva adesso nella relazione, facendo l'esempio della diga del Vanoi, insomma Venezia è da decenni che vive insomma questo scontro a volte anche molto aspro tra come dire chi fa delle proposte di interventi e chi invece in qualche modo evidenzia ogni volta insomma e dice attenzione che c'è anche un aspetto ambientale che ovviamente va valutato. Ecco, per esempio, sempre legato al porto, mi stava sfuggendo, c'è stata anche tutta la questione legata agli escavi dei canali, cioè un porto che vuole funzionare e continuare a funzionare deve mantenere i propri canali, e invece nell'arco degli anni abbiamo raccontato più volte come appunto la Capitaneria di Porto intervenisse per limitare i pescaggi perché appunto i sedimenti franavano nei canali, e quindi io mi ricordo quando ci fu l'annuncio che doveva arrivare la più grande nave portacontainer mai arrivata, che era 8500 TEU, che è l'unità di misura, insomma saprete meglio di me, e leggevo l'altro giorno che mi pare alla Spezia o a Genova ne è arrivata una da 20.000, quindi cioè, parliamo di una nave grande 2 volte e mezza quella più grande che doveva arrivare a Venezia, e comunque quella non arrivò perché appunto la Capitaneria impose il limite dei pescaggi, e quindi appunto la compagnia decise di mandarla, credo, a Trieste. Ecco, quindi diciamo c'è tutto questo panorama di
di un dibattito, come vi dicevo prima, spesso molto aspro, che noi ci limitiamo di solito a registrare, perché insomma il nostro lavoro è quello, non è certo quello di prendere posizione per una parte o per l'altra, e però dibattito che appunto non si è fermato, anzi continua ancora, e adesso, come verrà poi illustrato, anzi diciamo si sta, come dire, ancor più complicando con questa questo nuovo soggetto che in qualche modo dovrebbe finalmente superare quelle che più volte insomma sono state indicate come le contraddizioni, le divisioni di competenze tra tutti i soggetti che parlavano e si occupavano della laguna, e che adesso dovrebbero insomma essere unificate in questa nuova autorità della laguna. Autorità che però io mi ricordo, perché scrissi l'articolo di quando venne approvato il decreto agosto del 2020, quindi già agosto 2020, siamo a marzo 2024, appunto in mezzo ci sono state e era un decreto legge Covid, quindi sembrava appunto una delle cose talmente urgenti da dover finire in un decreto appunto con l'emergenza del Covid. Dopo 3 anni e mezzo, quasi 4, finalmente questa autorità sta muovendo i primi passi, anche qui peraltro tra le polemiche che abbiamo riportato ampiamente sulla figura del suo presidente, insomma adesso vedremo cosa succederà, deve essere ancora ufficialmente nominato e poi l'ente dovrà pian piano partire, creando prima il personale, poi lo statuto, insomma sicuramente non sarà non saranno dei passi velocissimi, ci vorranno ancora mesi se non un anno. Però appunto guardiamo tutti con grande attenzione e qualcuno anche con speranza a quello che potrà fare questo nuovo soggetto. Ecco, io mi fermerei qui, chiamerei i relatori, i primi 2 relatori, che sono appunto Marco Zanetto, collaboratore dell'Istituto di Studi Ecumenici di Venezia e Roma, e membro dell'Ateneo Veneto e dell'Associazione Cavalieri di San Marco, e l'ingegnere Antonio Rusconi, già componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, direttore del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico. A loro il compito di introdurci nella storia della laguna, perché questo ecco, è un altro come dire, grande equivoco che a volte emerge quando si parla di laguna, no? Perché noi molto spesso ci siamo trovati a raccontare la posizione di chi dice non toccate la laguna deve rimanere com'è, non scavate, non fate. Ecco, loro ci racconteranno che in realtà, insomma, nei secoli la laguna è stata molto toccata, certo, non magari con gli strumenti che ci sono oggi, però sicuramente ecco, la laguna è forse quanto di più lontano ci possa essere da un ambiente del tutto naturale, nel senso che sì, è bello andare con la barca, i canali, però per arrivare alla situazione attuale ci racconteranno loro, insomma, l'uomo è intervenuto parecchio, poi dopo ovvio che il discorso che si può fare è come intervenire, però ecco, il fatto che si dica che la laguna è così, no, perché ci racconteranno loro cosa è successo in questi secoli. Grazie. Buongiorno, ringrazio i presenti, ringrazio naturalmente l'Ordine degli Ingegneri che ha organizzato questa splendida manifestazione, e anche naturalmente la dirigenza dell'Istituto Veneto. Il mio discorso non è un discorso da ingegnere, perché ingegnere non sono. Molto modestamente vorrei ricordare alcuni momenti che io credo essere molto significativi della storia antropica della laguna e che purtroppo tante volte o vengono completamente dimenticati o vengono ritenuti di scarsa importanza. Quando sentiamo parlare di laguna, prima di tutto dobbiamo ricordarci che questo termine è relativamente recente. Il termine laguna viene introdotto soltanto dopo il 1000. Prima del 1000, come sappiamo, se pensiamo alle cronache
del Diacono Paolo, la Langobardorum Historia, la cronaca di Giovanni Diacono. Notiamo che non si utilizza mai il termine laguna, ma semmai si utilizza il termine di stagna, vale a dire di invasi d'acqua che a volte possono essere anche lambiti dalle maree. Sappiamo che la laguna si è formata nel corso del Neolitico, si può cominciare a parlare di questo ecosistema lagunare pressappoco a partire dal 6000 a.C., verso il 4000, il 4500 si assiste a una conformazione più simile alla nostra e verso il 2500 a.C. Quello che si presume essere stato il dosso del Brenta supera il suo limite e si viene così a conformare un'unica laguna. Questa laguna però è molto più antropizzata nei secoli di quanto si possa pensare. Uno dei fulcri di questo mio modestissimo e brevissimo intervento, che vuole essere solo una rapida introduzione, consiste nel fatto di cercare di mettere in evidenza che tutto di quella che noi storicamente definiamo Rivo Alto e poi Venezia, ma proprio tutto, deriva dall'antica civiltà e mentalità degli antichi veneti, che tanto spesso sono completamente dimenticati, non solo dai manuali di storia, ma anche da moltissimi insigni studiosi. In realtà i veneti antichi hanno avuto delle tradizioni straordinarie che poi non sono state perse nel tempo, non sono state fagocitate dalla straordinaria civiltà romana, ma bensì sono state riutilizzate dai rivoaltini e poi dai veneziani. Il termine stesso veneto è un termine aulico. Com'è che questa popolazione antica, che non è mai stata suddita dei Romani, erano soci, se noi leggiamo attentamente la Lex Iulia del 42 a.C., i Veneti antichi immaginavano la nostra regione come un'immensa scacchiera, avente al posto delle caselle il corso dei fiumi che segnava i confini territoriali della federazione, perché i Veneti antichi hanno costituito una federazione. Polibio, giustamente e saggiamente, greco di nascita, ma latino di lingua, parlava di Venetorum Natio per sottolineare la capacità di coesione di questa federazione dei Veneti antichi. Questi Veneti antichi internamente si autodefinivano reitiani, anche questo è molto interessante, vale a dire i seguaci della dea Reitia. I Veneti erano un popolo indoeuropeo, però non avevano come dio principale il solito Zeus, il solito Giove, avevano la dea del diritto, Reitia. Questo ci racconta del fatto che, ad esempio, la posizione femminile negli antichi Veneti, che all'interno si autodefinivano reitiani, era qualcosa veramente di straordinario e di inusuale. Poi, nei termini aulici, nei trattati di cooperazione difensiva con i Romani, assumevano la titolazione di Veneti. I Veneti erano famosi per i loro commerci fluviali e anche marittimi. Sappiamo che Rivo Alto non è nata per caso, ma è stato un prodotto della storia derivato dalle grandi esperienze delle principali cittadine venete che erano ai margini della laguna. Ad esempio Oderdo, fra il Piave e il Livenza, oppure Altino, fra il Dese, il Sile e lo Zero. I Veneti antichi hanno organizzato le loro cittadine sempre sulle anse dei fiumi e hanno antropizzato la zona nord-est, diciamo così, dell'attuale laguna ed erano esperti nelle bonifiche, erano esperti nella civilizzazione delle acque, tanto che erano famosi nel campo europeo per la loro capacità nautica. Sappiamo che i Romani hanno vinto importanti battaglie navali nel corso delle guerre puniche. Ebbene, va ricordato che la marineria
era marineria veneta, perché i veneti romani sono stati grandi alleati nel tentativo prima di resistere alle minacce esterne e poi, alla fine dell'età antica, nel tentativo di resistere alle minacce dei barbari. Ad esempio, Aquileia, importante stazione dell'esercito, e Grado, importante stazione della flotta, erano praticamente un piccolo corpus separatum dell'impero romano in territorio veneto. Però non c'è stata commistione di civiltà, non c'è stata la fagocitazione della, fra virgolette, piccola civiltà veneta da parte del grandioso impero romano. E questo lo leggiamo nei documenti, perché i veneti antichi hanno prodotto dei documenti importanti che vanno conosciuti e che vanno rispettati. Ad esempio, uno diceva non bisogna mischiare i riti veneti con i riti romani, perché c'era profonda differenziazione anche culturale. I romani, ad esempio, erano abituati a tumulare i loro defunti, i veneti li incineravano. E i documenti ci dicono proprio questo. Quando i romani scendono nella tomba, i veneti non si mischino, non mischino i loro canti funebri con quelli dei romani. Questo per dire che quel senso di orgogliosa indipendenza non è che nasca all'improvviso a Rivo Alto e poi si riversi anche nella Venezia che ancora oggi conosciamo e ammiriamo, ma è qualcosa di molto antico che data addirittura dal XIII-XII secolo a.C. La Federazione dei Veneti Antichi poi diventa la prima federazione delle isole pre-riovaltine, con i famosi tribuni delle isole e delle lagune marittime, 2 per isola, fra quelle che erano più antropizzate all'epoca, all'inizio del Medioevo. La grande consuetudine di esercitare i traffici con l'acqua si acquisisce anche a Rivo Alto e poi a Venezia. E anzi, Rivo Alto e poi Venezia si dividono piuttosto presto in 2 settori ben distinti. La Rivo Alto Ovest, dove adesso ci sono i sestieri di Dorsoduro, Santa Croce, Cannareggio Ovest, era la Rivo Alto che ancora risentiva della grande tradizione dei Veneti antichi a proposito del commercio fluviale. I Veneti antichi facevano un grandissimo esercizio di commercio fluviale. Invece la Rivo Alto e la Venezia Est, quella gravitante intorno alla zona dell'Arsenale, naturalmente era molto più votata ai traffici marittimi, ai traffici verso l'oriente del Mediterraneo. Quindi nella Rivo Alto Ovest tanti e piccoli squeri per imbarcazioni con il fondo piatto, adatte a solcare anche i fiumi. Invece nella Rivo Alto e nella Venezia Est, grandi cantieri, grandi squeri, poi naturalmente, come ben sappiamo, l'Arsenale, naturalmente per avere una attrezzatura nautica in grado di solcare i mari. Ecco, questo mio brevissimo intervento vorrebbe avere proprio questa caratteristica principale, illustrare la enorme continuità che si verifica fra il Medioevo e in precedenza l'età antica. Di solito quando si parla di laguna, si parla di società lagunare, si parla di Rivo Alto, si parla di Venezia, si comincia sempre dal Medioevo. Ma non mi sembra un'idea storiograficamente accettabile, perché appunto ci sono tanti risvolti che rimandano direttamente alla civiltà dei Veneti antichi. Sappiamo che naturalmente la laguna nei secoli precedenti aveva una conformazione diversa rispetto all'attuale. Sappiamo che soprattutto nel Medioevo aveva una conformazione più piccola. Sappiamo anche che c'era un notevole dislivello della superficie del pelo dell'acqua rispetto al passato. Sappiamo che durante la glaciazione birmiana, 15.000 anni fa, il mare era di una 90 di metri,
più basso rispetto all'attuale. Sappiamo che nei primi secoli del Medioevo la situazione era differente, perché c'era un livello del pelo dell'acqua più basso. Infatti ai tempi di Metamaucum, siamo naturalmente intorno al VI, VII, VIII secolo d.C., ci sono stati dei fenomeni di regressione. Il pelo dell'acqua era di 1,20 m, 1,5 m anche abbondante, a volte inferiore all'attuale. Poi è migliorato il clima a partire soprattutto dal IX secolo. La grande espansione europea, il grande rigoglio europeo da dopo il 1000 ha un significato anche climatico molto ben preciso. Il tempo migliora, non c'è più un freddo opprimente, non ci sono più le tante alluvioni di cui parlavano le cronache medievali. Se noi leggiamo la cronaca del diacono Paolo o la cronaca del diacono Giovanni, noi notiamo che ci sono cicliche alluvioni e inondazioni terribili. Il livello delle acque era inferiore rispetto all'attuale, l'Adriatico e la laguna, però ciò non toglie che il tempo cattivo causava spessissimo questi problemi di alluvione e anche di impaludamento. È importante notare come i primi secoli dell'esperienza rivaltina siano stati secoli tutti votati al tentativo di bonifica delle zone lagunari ancora paludose. E per far questo cosa è successo? Si sono unite le forze sia degli ecclesiastici che dei laici, e fra gli ecclesiastici in prima fila sono stati i monaci benedettini, espertissimi assai più degli altri nell'esercizio delle bonifiche. Ecco perché sappiamo che a San Niccolò di Lido c'è stato un importante monastero benedettino, c'è stato a San Servolo, c'è stato a San Giorgio Maggiore, c'è stato a San Gregorio, poi c'è stato a San Giorgio in Alga. Quindi si è creata tutta una cintura immediatamente a sud di Venezia e anche a ovest con San Giorgio in Alga, per cercare di mitigare questo problema delle paludi, che è stato un problema grave che ha impedito una forte antropizzazione della laguna ai tempi dei Veneti antichi, che hanno preferito lasciare per lo più in mani naturali la laguna, però hanno comunque creato degli avamposti, soprattutto nei pressi di Altino, nei pressi di Torcello. Sappiamo che sono stati rinvenuti dei resti di veri e propri avamposti dei Veneti antichi, che non di rado sono stati definiti romani, probabilmente per interessare più la gente, perché se la gente sente parlare di resti romani, allora si elettrizza e si interessa. Se sente parlare di Veneti antichi, volta pagina o fa la faccia schifata, come per dire semibarbari, cosa ce ne importa. Ecco, anche questo bisognerebbe cercare di mitigare e di riportare a una dimensione più accettabile e certo più storicamente corretta. Sì, c'è stato questo problema di bonifica che è stato affrontato in parte dai Veneti antichi e poi con altre risorse è stato affrontato soprattutto dai monaci benedettini e dai laici. Ecco perché nei primi secoli di Rivo Alto, quando si era in presenza di una progressiva trasgressione delle acque, cioè si alza il livello delle acque pressappoco dal X secolo fin verso il XIII, il XIV secolo, in corrispondenza di questo aumento del volume quantitativo delle acque, si cerca di portare a termine qualche buon risultato a proposito di bonifiche. Ecco perché lo Stato del Ducato Rivoaltino, e poi anche veneziano, nei suoi primi secoli incentiva molto i monasteri benedettini nell'opera di bonifica. L'incentiva favorendo le donazioni dei laici, l'incentiva favorendo situazioni daziarie e fiscali, l'incentiva donando loro territori. Poi però, attenzione, anche questo è un fatto tipicamente veneziano nella mentalità.
Quando a partire dal 300 ci si accorge che in proporzione un po' troppa laguna è in mano ecclesiastica e benedettina e un po' troppo poca in mano dei laici, allora il Senato organizza una serie di parti, come le definivano all'epoca, cioè di leggi, per mitigare l'eccessiva influenza sul territorio da parte degli ecclesiastici, soprattutto da parte dei benedettini, anche perché ormai una buona parte dell'opera di bonifica si era riusciti a svolgere, anche se, come sappiamo, sono lotte che durano secoli, sono lotte difficili. Sappiamo che uno dei tanti problemi che ha portato alla progressiva diminuzione dell'importanza di Torcello è stata proprio l'eccessiva vicinanza di Torcello a certe paludi e il fatto naturalmente impediva il fiorire della civiltà e soprattutto impediva una esistenza tranquilla in cui la malaria non fosse sempre incombente. Sappiamo anche qualcosa di importante. Fin dai primissimi anni del IX secolo, ricordiamo il grande doge Giovanni Parcicciaco e poi anche Agnolo Partecipazio. Ecco, sotto il grande doge Agnolo Partecipazio si verifica un primo fatto molto importante, nel senso che quegli uomini che stanno dando vita al dogado veneziano, indipendente ormai da una cinquantina d'anni rispetto all'impero bizantino, una data importante può essere quella dell'840, quando il doge Pietro Tradonico, fra l'altro, rinuncia volontariamente ai titoli aulici bizantini. È un segno di indipendenza, tanto quanto è un segnale di indipendenza il fatto che proprio ai tempi di Agnolo Particiaco la laguna non viene inserita nei semata difensivi bizantini. Significa che ormai i lagunari devono cavarsela da soli e i bizantini, nella figura del Vasilevs, l'imperatore, rinunciano a qualsiasi forma, diciamo così, di protettorato nei confronti di quella gronda lagunare che rappresentava ancora una provincia molto decentrata dell'impero bizantino. Ebbene, già nell'811 una delle prime promulgazioni importanti che si fanno è quella di eleggere 3 savi, 3 grandi esperti laici e patrizi, che siano in grado di cercare di controllare l'andamento dell'ecosistema lagunare. Naturalmente i tempi erano quelli che erano e lo stesso i mezzi, però è importante ricordare che fin dalla prima costituzione del dogado rivoltino si aveva perfettamente in mente la situazione e l'importanza di riuscire a mantenere in una vita corretta l'ecosistema lagunare. Sapevano benissimo, come è stato detto negli interventi precedenti, che la laguna nel suo proliferare, nel suo continuare l'esistenza, è opera dell'uomo, perché in caso contrario o i fiumi avrebbero progressivamente interrito le acque lagunari, oppure in caso di eustatismo positivo, cioè di ampliamento del livello delle acque, la laguna sarebbe comunque scomparsa. Quindi anche se i mezzi erano quelli che erano, si ha subito la esatta percezione, anche interessante dal punto di vista sociale, che non solo occorre mantenere in vita l'ecosistema lagunare, ma occorre anche predisporre dei fondi che siano in grado di assistere questo tentativo. Ecco, una delle annotazioni importanti che in generale si possono, e io oserei dire si devono fare, a proposito della storia veneziana, è che quando si parla di economia rivoltina, veneziana, economia della Repubblica, economia della Serenissima, bisogna sempre ricordarsi che vengono profusi tesori non solo di energia e di conoscenze, ma anche tesori economici
per la semplice ma sicura salvaguardia dell'ecosistema lagunare. Noi dobbiamo sempre ricordarci del fatto che Venezia, partendo da posizioni privilegiate, spesso tenderebbe a rinunciare alla guerra, però va a finire che guerreggia spessissimo, perché ci sono invidie, ci sono questioni economiche, ci sono questioni territoriali, lo sappiamo benissimo. Ebbene, quando si fanno dei raffronti con vittorie, sconfitte, società aperta, società chiusa, aristocrazia, oligarchia e altro ancora, bisogna sempre tener conto che una larghissima fetta delle risorse dello Stato viene destinata a questo tentativo di salvaguardia dell'ecosistema lagunare, che ha 4 diverse fasi. All'inizio, io adesso schematizzo molto brevemente perché naturalmente il tempo a disposizione è quello che è, poi ci sono interventi molto più brillanti del mio. Ma vorrei schematizzare ricordando le 4 fasi principali di tentativo di salvaguardia dell'ecosistema lagunare. All'inizio del Medioevo si cerca di arginare meglio le rive dei fiumi in corrispondenza della gronda lagunare e poi man mano ci si inoltra verso l'entroterra. È un tentativo condotto brillantemente già da alcune menti, che poi saranno definite proti, da alcune menti particolarmente esperte a proposito di questa necessità della salvaguardia. Ad esempio ricordo Alvise Corner fra 200 e 300, da non confondersi col ben più celeberrimo Alvise Corner, originario di Padova, e per questo veniva preso in giro da Cristoforo Sabadin e altro ancora. E quindi ricordiamoci questo nome. Poi Paolo Bressan e anche Pietro Sambo sono grandissimi esperti che riescono a iniziare questa grande opera di contenimento, perché ci si rendeva conto che le esondazioni dei fiumi potevano procurare gravi problemi, come anche il progressivo interrimento. Ma dal 400 in poi ci si rende conto di un'altra situazione ancora più complessa. Da Marco Corner, dal 1457 in poi, e Sabadin, il grande Sabadin farà propria la lezione di Corner, ci si rende conto che la laguna rischia di interrirsi se non si deviano le foci dei fiumi. E allora ci sono tanti progetti, ci sono tanti tentativi, ci sono fiumi di denaro e di risorse che vengono impiegati dalla metà del 400 fino alla fine del 700. Sono milioni e milioni prima di ducati e poi di zecchini. Ci sono tesori di conoscenze, ci sono grandi uomini che si adoperano. Nel 400 Marco Corner, poi in seguito naturalmente Cristoforo Sabadin, originario di Chioggia, poi dirò qualcosa di significativo a questo proposito, e poi Paolo da Castello, diciamo così, il delfino di Sabadin, Giacomo Guberni, Paolo Biondo, e poi nel 600 Sebastiano Bonoti e Geminiano Montanari, e poi nel 700 Lorgna, Arnico, Gallesi, Cristiani. Sono tutti personaggi proti che riscuotono grande consenso, tranne Sebastiano Bonoti, che fa un po' la figura, purtroppo per lui, della pecora nera. Bonoti era colui il quale aveva tentato di portare a compimento il definitivo progetto di Sabadin a proposito della deviazione del Piave. Sappiamo che il primo fiume veramente importante deviato è stato il Brenta, però a cominciare da Marco Corner in tantissimi tentativi. Prima si devia la foce che era da Fusina, poiché giustamente sia Corner che Sabadin si rendono conto di una realtà angosciosa. Mediante le loro osservazioni comprendono che se non si fosse deviato il Brenta a sud della laguna, presto o tardi la laguna sarebbe stata di nuovo divisa in due,
una laguna più grande, centro e nord-est, la laguna di Venezia, diciamo così, e a sud-sud-ovest la laguna di Chioggia. Sarebbe stato terribile, e Corner e Sabbadin, grandi proti, si adoperano in questo tentativo sostanzialmente riuscito. Poi il Bacchiglione, uno dei programmi più riusciti di Sabbadin, e poi il Piave, dal 1534 in poi. Però sono tentativi estremamente difficili. Sappiamo che ad esempio nel 1664 ci sarà la piena di Donarona, per cui Bonotti viene immediatamente spedito in soffitta e al suo posto subentra Geminiano Montanari. E il povero Bonotti riceve commenti terrificanti che ancora adesso proseguono, basti pensare al grande commento di Eugenio Miozzi. Sono tentativi che vengono condotti nel tempo con molta attenzione e poi vengono proseguiti nel 600 con i Tagi, nella Gronda Lagunare, e poi nel 700 naturalmente con i favolosi Murazzi. E anche qui viene sottolineata una realtà di cui ho parlato prima e che viene negletta. In una lapide c'è scritto Ausu Romano ere Veneto. Naturalmente c'è il consueto omaggio alla straripante civiltà romana, però si dice ere Veneto. Signori, quando si giudica lo Stato veneziano, anche lo Stato veneziano del Settecento, crisi, decadenza. Ma hanno fatto delle riforme formidabili. Pensiamo solo alla riforma del sistema scolastico, che adesso noi purtroppo ci sogniamo, sembra. Poi pensiamo a tante altre cose, il parafulmine, la macchina a vapore e naturalmente i Murazzi. È stata un'opera ciclopica che è riuscita. Ma come è riuscita quest'opera ciclopica? Può essere riuscita soltanto grazie all'impegno plurisecolare degli uomini al servizio dello Stato, della popolazione e anche della salvaguardia dell'ecosistema. Ho parlato dell'811, adesso in gran sintesi possiamo arrivare, a proposito dei consessi degli esperti, dobbiamo parlare a metà del 200 dei primi Savi, i Savi alla Laguna, poi ci sono i Savi a San Nicolò, la bocca di porto di San Nicolò, che veniva tanto frequentata anche dai bizantini, che definivano Strobelos, Bromios, la bocca di porto di San Nicolò, e poi più a nord quella del Cavallino, cioè bocche di porto frequentabili, perché appunto c'erano spesso dei venti e c'erano certi giri delle correnti che consentivano anche alle ghelee più pesanti di attraversare la bocca di porto e di inoltrarsi nella laguna. E questi uomini si impegnano sempre in una triade, poi regolarmente eletti dal Senato, si impegnano dal secondo 200 in poi. Per l'interno di Venezia si impegnano invece i provveditori di comune, come ben sappiamo, che sono particolarmente attivi per il mantenimento in vita delle infrastrutture urbane, ponti, scavo dei rii, eccetera, eccetera, e c'è da dire che questi provveditori svolgono egregiamente il loro lavoro sino alla fine del Settecento. Se noi andiamo a guardare i documenti dell'epoca, ci accorgiamo che era una città in cui non solo, lo si ammette, si viveva qualitativamente bene, ma c'era anche molta attenzione riuscita con successo a proposito della salvaguardia dell'ecosistema anche all'interno di Venezia stessa. Sappiamo che uno dei grandi tentativi, una delle grandi volontà di Cristoforo Sabbadin qual era? Rendere anche le zone, tra virgolette, periferiche di Venezia belle, l'utile, l'ornare associato al bello e associato al vivere civile. Ecco che allora prima c'è la cintura delle fondamenta delle zattere e poi la cintura delle fondamenta nuove che coronano quest'epoca. Il 400 con Marco Corner è l'epoca d'oro dell'inizio dei Savi alle acque, che vengono eletti dai 10. Poi dal 1501 il famoso consesso politico magistraturale dei magistrati
alle acque. Sono 3 savi e sono 3 esecutori alle acque, i personaggi principali. Però attenzione, gli esecutori alle acque sono direttamente connessi alle varie ditte che nel tempo si sono impegnate con i loro uomini e con i loro mezzi nell'opera tecnica di salvaguardia, foraggiate dallo Stato. Ecco perché molto intelligentemente, per evitare le pastette che a volte ben conosciamo, i 3 savi alle acque decidono e solo loro decidono. Gli esecutori devono eseguire e soltanto eseguire. Poi ad essi si affiancherà un proto-matematico, altri viceproti, alla laguna, ai fiumi, ai lidi, ma non basta. Nel cuore del Seicento si aggiungerà un inquisitore. Perché? Perché giravano tantissimi soldi, come ho detto in precedenza, quindi c'erano dubbi, c'erano incertezze, era un problema di sopravvivenza, ma naturalmente altrettanto era un problema anche di immagine. Riuscire a mantenere in vita l'ecosistema lagunare, ma anche il buon nome dello Stato e della Repubblica, perché quegli uomini li sceglieva il Consiglio dei 10, vale a dire la crema dell'aristocrazia, perché Venezia, detto per inciso, non è numericamente mai stata un'oligarchia, sempre e solo aristocrazia. Poi nel cuore del Cinquecento ci sarà però una reazione da parte del Senato e da parte del Maggior Consiglio, per cui i 45 senatori che dovevano presiedere alle assemblee del magistrato alle acque non vengono più trascelti dal Consiglio dei 10, ma vengono trascelti dal Senato stesso. E inoltre gli esecutori alle acque, sul cadere del Cinquecento, non vengono più scelti dai famosi 10, ma vengono scelti dal consesso più ampio, il Maggior Consiglio. Anche questo è un modo di leggere le vicende della storia costituzionale veneziana. Sappiamo che i 10 nella prima parte del Cinquecento avevano un ruolo enorme, che però nel tempo viene ridimensionato, naturalmente dal Senato, ma altrettanto naturalmente anche dal Maggior Consiglio. Ed è meraviglioso, io credo, rapportare la storia di questo consesso così tecnico, così fitto di scienziati, di menti matematiche e altro ancora, con quella che è la storia dell'architettura veneziana. Proprio nel momento in cui si crea questo magistrato alle acque, all'inizio del Cinquecento, cosa succede? Il Senato crea anche un altro consesso politico-magistraturale non molto conosciuto, ma altrettanto importante e significativo per la Venezia che ancora oggi noi ammiriamo e vediamo, vale a dire i 2 savi a ornare la città. Questi savi, che erano dei patrizi esperti in materie, in questioni artistiche, dovevano dare il loro parere non vincolante, ma importantissimo al Senato, a proposito delle basiliche erette a nome di tutta la popolazione veneziana. Pensiamo alla salute, pensiamo alle altre basiliche, e dovevano anche occuparsi del fatto che i principali monumenti fossero in armonia fra loro e non in un contrasto stridente, gotico, rinascimentale, barocco, rococò, eccetera, eccetera, come invece tanto spesso si verificava nelle altre città. Anche da questo si vede la meraviglia di quello che è stato lo Stato veneziano. Non solo la magistratura alle acque per la sopravvivenza di tutti, uomini e natura, ma anche i savi a ornare la città, perché, come diceva Sabbadin, bisogna unire sempre l'utile al bello, lo splendor, l'onor, la reputazione. Era qualcosa di fondamentale. Per queste grandi menti, riuscire a salvare l'ecosistema lagunare doveva poter anche voler dire creare una Venezia ancora più bella, ancora più magnifica, ancora più armoniosa. E questa operazione, nel suo complesso, si è riusciti ad eseguire in tutti i secoli della Repubblica, anche nei momenti più difficili.
Io voglio ricordare soltanto questo esempio della rotta di Donarona perché succede in un momento drammatico della guerra di Candia. La guerra di Candia, lo sappiamo, dura 24, quasi 25 anni, del 1645 al 1669. Si spendono 124 milioni di zecchini d'oro per la difesa e nello stesso tempo, proprio quando la flotta e l'esercito turco operano il loro massimo sforzo, c'è questa rotta terribile di Donarona in cui il Piave incute ancora timore nella zona nord-orientale del Laguna e fra l'altro tanta parte delle campagne venete della zona viene inondata. Cosa succede? Si cerca di far fronte a entrambe le necessità. Si riesce a resistere ai turchi, poi nel 1669 ci sarà una pace più che onorevole, come ben sappiamo, e nello stesso tempo, grazie non più a Bonotti messo in soffitta, ma a Montanari, si riesce a reagire alla piena di Donarona e il Pia viene confinato nella sua foce a Cortellazzo, il Sile invece a Santa Margherita. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche nei momenti di necessità lo Stato veneziano riesce a reagire in maniera valida e anche interessante, senza recedere e senza cedere, nonostante i tantissimi momenti di difficoltà che la lotta, la vera e propria lotta per la salvaguardia della laguna, si trova a manifestare. Sappiamo ad esempio, tanto per dirne soltanto una, che la deviazione dei fiumi, il divertimento, come veniva definito all'epoca, poi causa anche altri problemi. Ad esempio l'impoverimento del tessuto barenoso, che ancora adesso comincia a essere un momento di grande crisi, e altri problemi ancora. Ecco, come conclusione, perché il tempo a mia disposizione probabilmente è già scaduto, naturalmente ho fatto una modestissima e risicata sintesi. Ecco, potete vedere qui un disegno che ha elaborato mio padre a proposito dei primi siti pre-rivaltini edificati. Vedete che sono tutti posizionati fra Torcello, il Lio Piccolo e il Lio Grando. Sono isole fondamentali, Amiana e poi Centranica e anche Fabianica. Sappiamo che i Centranico e i Fabianico sono stati grandi famiglie sia dei Veneti antichi e poi più tardi della fase iniziale del Medioevo. Poi ci saranno il Gabbaio nel corso del VII-VIII secolo e poi naturalmente altre famiglie ancora della massima importanza come gli Andreade, come i Candiano, come gli Orseolo e altro ancora. Qui vedete la laguna com'era all'epoca pre-rivaltina. Ecco, un altro particolare, spesso si parla di strade romane, via Annia, via Postumia, via Altinia, Emilia Altinate, via Claudia. Ecco, sono epiteti, termini romanizzati di strade che in realtà erano strade costruite e tenute in buona manutenzione dagli antichi veneti. Da cosa lo possiamo vedere? Dal fatto che tutte le strade create e tenute in buona manutenzione dagli antichi veneti avevano non solo una normale rete stradale viaria, ma avevano sempre affiancato una rete di canali per appunto i traffici commerciali fluviali. Quando noi vediamo una strada antica che viene seguita parallelamente da un corso d'acqua più o meno importante, più o meno significativo, possiamo essere sicuri che si tratta di una strada eretta dagli antichi veneti. Qui vedete gli interramenti a partire dal VII secolo. Ecco, qui ci sono due mappe di Cristoforo Sabbadin che vi invito a visionare all'Archivio di Stato. Dico quest'ultima cosa perché Alsea significa savi ed esecutori alle acque. Ci sono non soltanto le mappe disegnate proprio da Cristoforo Sabbadin, ma ci sono i suoi commenti.
è qualcosa di veramente favoloso, nel senso che Sabbadin era originario di Chioggia e mantiene la sua straordinaria verve ciosotta, diciamo così. Lui aveva fatto la sua giovinezza con la gavetta. Era stato all'inizio soltanto sorvegliante delle vigne e dei vitigni nei pressi di Chioggia. Da lì ha fatto la sua carriera straordinaria, è diventato il proto-ingegnere alle acque più famoso, io credo, di tutta Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che era uno Stato meritocratico, quindi uno Stato serio. Voglio vedere io se ci sono altri stati che possono partire da esempi del genere. Ecco, queste mappe sono commentate e vergate proprio dal pugno di Cristoforo Sabbadin, che illustra con la sua verve proprio la sua volontà sia di salvare la laguna sia di rendere bella Venezia. Mentre gli altri proti che scrivono hanno già un piglio, diciamo così, prescientifico, sono molto controllati nei termini, cercano di convincere in maniera, diciamo così, felpata chi li deve ascoltare, sono molto cauti nelle loro valutazioni. Sabbadin invece va via sparato. Bisogna far così, bisogna divertire i fiumi, bisogna comportarsi in questo modo, bisogna sanzionare Corner, il famoso Corner che aveva la brutta abitudine di cercare di contenere la gronda lagunare acquistando terreni e mettendoli a coltivazione. E invece, come sappiamo, il provveditore ai beni inculti, su consiglio di Sabbadin, impedisce ad Alvise Corner e ad altri di intraprendere coltivazioni troppo vicine alla laguna, perché uno dei loro grandi assiomi di Corner e di Sabbadin era quello di mantenere la laguna poco profonda, perché anche un'eventuale notevole alta marea perdeva tanto tempo nel doversi insinuare nella laguna e poi volevano che la gronda lagunare venisse lasciata libera. Perché? Perché eventualmente il surplus di acque potesse interessare le campagne e salvasse invece Venezia, disperdendosi, dipanandosi in un territorio più ampio. Ecco, mi è sembrato molto importante ricordare questo e mi scuso se per caso sono stato leggermente lungo, ma ho sintetizzato forse anche un po' troppo, circa 2000 anni di storia, e vi chiedo scusa. Grazie. È stata una carrellata veramente notevole. Diciamo che il compito invece dell'ingegnere Rusconi sarà un po' forse più semplice perché ha un arco temporale un po' più ridotto. No, tra l'altro ne approfitto perché mi ero dimenticato di dare proprio due appunti tecnici. Uno era che gli interventi sono stati previsti di mezz'ora. Ecco, per com'è, proprio per la qualità degli interventi e anche il numero, non si è ritenuto di fare poi un momento di, diciamo, domande e confronto, però penso che poi, da un lato forse anche vi conoscete già direttamente e comunque penso che i relatori poi saranno tranquillamente disponibili per approfondire eventuali ulteriori richieste. Invece ne approfitto di questo momento tecnico per scusarmi, io quando insomma, inizierà il terzo blocco dovrò andare via perché purtroppo sono di lavoro oggi, per cui devo correre al giornale a chiudere le pagine, quindi ne approfitto già da adesso per ringraziarvi. Ecco, l'intervento dell'ingegnere Rusconi invece appunto parte dai primi del 1800 da Napoleone. Buongiorno a tutti. Allora, la mia relazione coprirà solo 160 anni, cioè illustrerà quello che è successo alla laguna dopo la caduta della Serenissima, ma si fermerà all'alluvione del novembre 1966. Tratterà quindi il passato prossimo. E nella prima parte vediamo un po' la laguna napoleonica e asburgica. Il decennio 1805-1815
vede il governo italico, cioè i francesi, che si occupano anche della laguna di Venezia. I francesi sono interessati soprattutto alla funzionalità militare della laguna. Considerano particolarmente importanti le vie di accesso dal mare alla laguna e quindi anche i canali di navigazione dalle bocche di porto all'arsenale. Scavano il canale di Santo Spirito perché le bocche di porto funzionanti era solo Malamocco. Il lido era inutilizzabile. Del periodo francese io ho evidenziato due eventi particolari. Nel 1808, su proposta della commissione Prony, inizia la costruzione della diga nord di Malamocco. Però riescono a realizzare solo la prima parte, perché nel 1815 Napoleone finisce e i lavori vengono sospesi. Molto importante nel periodo francese è stata anche la realizzazione della carta topobattimetrica della laguna a cura del capitano Augusto Denée, 1809, 1810, 1811. La carta del Denée indispensabile per conoscere i fondali dei canali lagunari. È la prima carta topobattimetrica della laguna tecnicamente avanzata, con i riferimenti topografici esattamente rilevati con gli strumenti. Arrivano gli austriaci e il governo asburgico sta a Venezia 50 anni, tranne la parentesi 48-49. Gli austriaci si confrontano subito con il problema del rapporto fra la laguna e la terraferma. Gli abitanti della terraferma di Treviso facevano forti pressioni per i continui allagamenti provocati dalle esondazioni del Sile, che, come è stato ricordato prima, era stato deviato dal taglio di Sile e messo dentro l'alveo della Piave Vecchia. Nel 1818 il governo austriaco cede alle insistenze dei trevisani, chiamiamoli così, e riapre il varco del Sile, cioè il Businello. 1818, grandi polemiche, perché ci furono immediate le conseguenze negative per la Laguna Nord, sia a causa degli interrimenti, cioè le torbide portate anche dal Sile, e sia per l'aumentata dulciculità dell'acqua. C'era la malaria in quegli anni e ci fu una rilevante diffusione della malaria. Nel 1835 la Suprema Aulica Cancelleria decide di incaricare il toscano Vittorio Fossombroni, coadiuvato da Pietro Paleocapa, di proporre i provvedimenti per la risoluzione delle questioni idrauliche della laguna e della terraferma. Quindi gli austriaci chiamano con l'idraulico il conte Fossombroni dal Granducato di Toscana. Nel 1936 il piano viene presentato e prevede numerosi interventi strutturali sui fiumi Brenta, Bacchiglione, Sile e in laguna. E così nel 1939 riprendono i lavori al porto di Malamocco, che saranno ultimati nel 1872 con la realizzazione della diga nord di Malamocco e della diga sud di Malamocco, cioè a San Pietro in Volta. Nello stesso anno, nel 1939, si verificò una catastrofica piena del Brenta. Numerose esondazioni a nord e a sud di Padova,
con danni e disastri senza precedenti. Nel 1940 il viceré Ranieri, dopo una visita alle zone colpite, delibera, seduta stante, la reimmissione del Brenta in laguna, ancor prima dell'approvazione del piano di Fossombroni. Un anno dopo, nel 1941, l'imperial regio governo di Venezia emana il nuovo regolamento provvisorio, il regolamento lagunare, che richiamava in sostanza, aggiornandole, le prescrizioni e le discipline vigenti ai tempi della Serenissima. Dopo aver definito i confini della laguna, il regolamento indicava le operazioni proibite all'interno della laguna stessa, quindi argini, traverse, interimenti. E particolarmente dettagliata era la disciplina per l'esercizio della pesca, vagantiva o esercitata nelle valli da pesca. Queste dovevano essere aperte e soggette alle discipline vigenti in tutta la laguna. La loro chiusura era eccezionale e temporanea, da rinnovarsi di anno in anno e consentita per 7 mesi, dal 1° maggio al 30 novembre. Previsto dal regolamento, nel 1844 venne eseguito il catasto dei bacini vallivi a cura dell'ingegnere De Bernardi, che compilò una nuova carta della laguna, importante perché rilevò all'interno della conterminazione 46 valli, 18 arginate, 12 semi-arginate, 4 a graticci e 12 aperte. Oggi le valli sono 27, trasformate in valli chiuse, perimetrate con argini in terra e chiaviche di regolazione, come vedremo. Vivacissime furono le polemiche, ma il regolamento lagunare non venne aggiornato dagli austriaci, presi dalle vicende politico-militari del biennio 48-49 e dalle nuove problematiche insorte in laguna conseguenti alla reintroduzione del Brenta del 1840. E nell'866 c'è il plebiscito, il Veneto entra a far parte del Regno d'Italia. Quello stesso anno un decreto del re Vittorio Emanuele nominò una commissione governativa per il miglioramento della laguna e dei porti veneti. Alla presidenza fu nominato Pietro Paleocapa, rientrato a Venezia dopo 17 anni. Ma morì presto Paleocapa nell'869 e la commissione fu presieduta dal conte Alessandro Marcello. La commissione esaminò in particolare 3 questioni legate alla laguna: la sistemazione del porto di Lido, il problema del Brenta e la revisione del regolamento lagunare. E vediamo la sistemazione del porto di Lido. La commissione era composta da molti ingegneri, soprattutto ingegneri del genio civile, e le discussioni, i dibattiti, le baruffe furono molto accese. Alla fine prevalse il progetto di 2 ingegneri del genio civile, l'ingegnere Tommaso Matti e l'ingegnere Antonio Contin. Le foci portuali di San Nicolò, Sant'Erasmo e Treporti sarebbero state riunite in un'unica bocca, come mostra la figura. Nel 1882 iniziarono i lavori della diga nord, intestata a quella che si chiamava la Punta dei Sabbioni. Le discussioni continuarono soprattutto per definire la larghezza del canal porto, poi attuata con 900 metri di larghezza, e per la forma da assegnare soprattutto alla diga sud. Di questa questione se ne parlò
anche al sesto congresso degli ingegneri che si tenne a Venezia nel 1887. I lavori finirono nel 1910. Le due dighe erano e sono lunghe, quella nord 3,6 km, quella sud 3,11. Il problema del Brenta. Abbiamo visto che dal 1840 il Brenta stava interrando una parte non trascurabile della laguna meridionale. Chioggia si oppose fermamente a quella minaccia. La questione fu posta al Ministero e il 17 luglio 1875 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deliberò l'espulsione del Brenta dalla laguna. Passano gli anni, ma i cantieri non decollano. Nel settembre 1882 si verificò una disastrosa alluvione, una delle più disastrose alluvioni di tutti i fiumi veneti. Veneto, Brenta, Bacchiglione. La piena del Brenta fu la più formidabile per altezza dei livelli e i gravissimi danni arrecati dalla furia delle esondazioni. Finalmente nel 1885 iniziarono i lavori di deviazione del Brenta dalla laguna di Chioggia. E i lavori durarono però oltre un decennio e si conclusero nel 1896. Terzo argomento della Commissione è la revisione del regolamento lagunare. La Commissione, il 14 marzo 1867, propose il testo di un nuovo regolamento che confermava sostanzialmente la vecchia norma austriaca, con alcune importanti variazioni. Il periodo di chiusura delle valli da pesca veniva aumentato da 214 a 285 giorni all'anno. Il disegno di legge presentato in Parlamento non fu approvato e non ebbe seguito. La conservazione della laguna di Venezia veniva ormai considerata anche a Roma una delle più farraginose pratiche della burocrazia italiana. Nel 1872 l'ingegnere del Genio Civile Tommaso Mati, progettista della Bocca di Lido, installò il primo mareografo a Venezia proprio qui, in questo palazzo Loredan, nel Rio che c'è qui dietro. Nel 1906 le osservazioni furono omogeneizzate con quelle del mareografo di Punta Salute. Quindi oggi possiamo disporre della famosa serie storica, che vediamo nella figura, con 152 anni di osservazione del livello medio del mare. Sul finire del secolo 800, il governo nominò una nuova commissione governativa, presieduta da Romanin Yacour, con il compito di proporre un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta nei riguardi della navigazione e del buon regime dei porti. Nel 897 la Commissione presentò un nuovo disegno di legge. Anche il nuovo testo manteneva fermo l'impianto del regolamento austriaco. Prevedeva la revisione della mappa lagunare e della conterminazione, che dal 1791, quando era stata definita, era diventata troppo esuberante a causa degli interrimenti sopravvenuti dagli anni del Denè e del De Bernardi, il delta del Brenta, il Sile in Laguna Nord, eccetera. Il disegno di legge modificava il periodo di chiusura annuale delle valli da pesca e lo vediamo in questa tabella, in sostanza mediava, con 8 mesi di chiusura, mediava il periodo di chiusura del regolamento austriaco con quello della proposta di legge della Commissione Paleocapa. Anche in questo caso il dibattito fu tale che la proposta non fu accolta.
E arriviamo al Novecento. Si deve soprattutto all'azione di stimolo di questo Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, con la presidenza del senatore Giuseppe Veronese e di altri soci parlamentari, Luzzati, Molmenti e altri, l'emanazione della legge 257 del 1907 che ricostituì il magistrato alle acque per la regolazione delle acque venete. Nel 1908 il magistrato alle acque fece riprodurre e diffondere il testo del regolamento lagunare austriaco del 1841. In calce alla ristampa venne rimarcato che il vecchio regolamento non era legge caduta in disuso, ma era ancora pienamente vigente, allegando 4 recenti sentenze della Corte di Cassazione che ribadivano la vigenza del vecchio regolamento. In laguna, fin dall'inizio, il magistrato alle acque, tramite l'ufficio idrografico, diede particolare importanza alle rilevazioni mareografiche, alla ristampa degli antichi scrittori di idraulica veneta, in più volumi, curò anche gli aggiornamenti periodici della carta topobattimetrica della laguna. Un particolare aspetto riguardò gli stretti rapporti con l'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, con il laboratorio idrotecnico di Stra e il centro sperimentale di Volta Barozzo. Rilevante impulso fu dato dal magistrato fin dall'inizio, con il primo presidente Raimondo Ravà, alla navigazione interna fluviale e lagunare, che vediamo nella figura, la rete navigabile, utilizzata molto durante la Grande Guerra 15-18 per i rifornimenti. E immediatamente dopo la guerra, con la ricostruzione delle arginature e delle opere idrauliche danneggiate dalle operazioni belliche. L'istituto curò la sistemazione anche della bocca portuale di Chioggia, attrezzata con 2 moli paralleli distanti 550 metri, come le altre bocche di Malamocco e di Lido. Nel 1910 cominciarono i lavori e dopo la sospensione della guerra, della prima guerra, si conclusero nel 1933. Ma molto importanti, con la presidenza di Luigi Miliani dal 26 al 41 furono anche, oltre ai lavori di fluviali, anche i lavori marittimi e lagunari, fra cui il potenziamento dei murazzi di Pellestrina e Lido, la costruzione dei pennelli a difesa degli arenili, lo scavo del canale Vittorio Emanuele II fra il 1920 e il 1925, approfondito negli anni 50 e di prossimo approfondimento nei prossimi mesi, la costruzione della Riva dell'Impero, che adesso si chiama Riva dei Sette Martiri, eccetera. Dopo 95 anni dal regolamento austriaco, nel 1936 il governo emanò un nuovo regolamento lagunare, norme relative alla polizia della laguna di Venezia. Il nuovo testo, analogamente ai precedenti disegni di legge dell'867 e dell'897, mantenne fermo l'impianto originario del regolamento austriaco. La chiusura annuale delle valli era consentita dal 10 aprile al 15 gennaio, cioè circa 9 mesi all'anno, 2 mesi in più del vecchio regolamento. Era facoltà del magistrato alle acque consentire proroghe per eccezionali esigenze dell'economia nazionale o per cause climatiche. La chiusura delle valli, però, doveva essere eseguita con uno steccato di cannicci, essendo proibito ogni lavoro in terra. Durante la guerra 40-45, la vallicoltura aveva assunto grandissima importanza e lo Stato emanò diversi provvedimenti
per aumentare la produzione ittica. Con decreto del Presidente del Magistrato 532 del 26 marzo del 45, cioè un mese prima della fine della guerra, vi ricordo che nel Magistrato alle Acque di Venezia aveva sede il Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica di Salò. Con decreto del Presidente del Magistrato fu autorizzata la chiusura perenne con arginature delle 24 valli da pesca esistenti dentro la conterminazione. Un'importante iniziativa del Magistrato per la laguna fu la revisione della conterminazione, con una lunga istruttoria durata 27 anni, dal 63, con l'emanazione delle nuove norme, la legge 366, al 1990. Già nel 924 la conterminazione della Serenissima del 1791 aveva subito un aggiornamento conseguente all'esclusione dalla laguna delle terre bonificate dal Brenta. La superficie amministrativa della laguna, che era di 53.000 ettari, veniva aumentata di 1.834 ettari. Sono quelle aree di colore celeste. Avendo incluso le aree di Sant'Erasmo, Lido, Pelestrina e gli spazi acquei inglobati dalle nuove bocche portuali. E andiamo verso l'ultima parte. Nel secondo dopoguerra, però, iniziò il declino del magistrato alle acque. Se da un lato nel 1957 l'istituto celebrava il cinquantenario dalla sua fondazione con la pubblicazione di un impegnativo volume rievocativo della sua opera veramente imponente e grandiosa, 3 anni dopo, nel 1960, si svolgeva un significativo convegno sulla conservazione e difesa della laguna di Venezia, organizzato proprio da questo Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Il convegno evidenziò il manifestarsi di importanti nuove criticità sia per la laguna sia per lo stesso magistrato alle acque. Il convegno vide la partecipazione di figure piuttosto illustri in quegli anni, come Giovanni Padoan di Chioggia, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e già presidente del Magistrato alle Acque. Vi parteciparono anche i docenti dell'Istituto di Idraulica, Ferro e Marzolo, l'ingegnere Eugenio Miozzi, il giurista Sullam e molti altri. Il presidente Padoan, in maniera molto chiara, evidenziò, siamo nel 1960, che le grandi opere eseguite in laguna avevano profondamente modificato il processo evolutivo della sua situazione fisica e morfologica. La laguna, anche per le conseguenze della subsidenza e l'innalzamento del livello medio del mare, contrariamente al passato, si presentava troppo attiva e i provvedimenti per la sua conservazione andavano visti, perciò, con criteri del tutto diversi da quelli che in passato erano stati tenuti dai reggitori della Veneta Repubblica a base delle grandi opere di difesa. Il convegno esaminò anche il vigente quadro normativo, che negli anni aveva smantellato il magistrato alle acque, riducendone autonomia e funzioni. Nel 29 era stato creato il provveditorato al porto. Nel 56, dopo l'alluvione del 51, le competenze sul Po erano state trasferite al nuovo magistrato per il Po. Nel 59 le opere marittime erano state poste alle dirette dipendenze del Ministero. L'ordine del giorno, approvato all'unanimità alla conclusione del convegno, chiedeva che il magistrato venisse reintegrato in tutte le fondamentali attribuzioni della legge del 1907
e presiedesse a tutti i provvedimenti che interessano la laguna, non solo nell'ambito propriamente lagunare, ma anche nelle zone terrestri, palustri, fluviali e marine aventi relazioni con la laguna stessa. I Veneti antichi dicevano che la laguna si difende dai monti. Gli anni che seguirono purtroppo non diedero seguito alle raccomandazioni, anzi le cose andarono molto diversamente. Con la legge 397 del 63 veniva individuata un'ulteriore zona di vasta espansione all'interno della laguna destinata alla terza zona industriale, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Magistrato alle Acque per quanto atteneva alla salvaguardia della laguna. L'attuazione della terza zona industriale avrebbe imbonito circa 30 km quadrati di laguna. Nel 1964, conclusi gli imbonimenti della seconda zona industriale, era iniziato lo scavo del canale dei Petroli, che durò fino al 1969. Contemporaneamente con i fanghi di dragaggio del canale, veniva avviata la realizzazione delle casse di colmata A, B, D, E, destinate a ospitare la prevista terza zona industriale di Marghera. Nel novembre 1966 arrivò la grande alluvione, il diluvio. Il clamore, le polemiche e i dibattiti che seguirono posero Venezia e la sua salvaguardia al centro dell'attenzione del mondo. Non mancarono contestazioni e critiche al magistrato alle acque, accusato di avere poco tutelato la laguna. Questa impopolarità del magistrato alle acque nel tempo troverà sempre più forza. Il Fronte per la difesa di Venezia e della laguna accusò il magistrato di assenteismo e di avere rinnegato 5 secoli di studi, avendo autorizzato lo scavo del canale dei Petroli, la realizzazione delle casse di colmata, la chiusura delle valli da pesca e tutti gli altri imbonimenti lagunari, come la costruzione dell'aeroporto di Tessera, le aree di San Giuliano e Marghera, le zone industriali. E sono alla fine. Infine, agli inizi degli anni 70, iniziò il decisivo declino del magistrato alle acque con il trasferimento degli uffici del genio civile e delle competenze idraulico-fluviali alle regioni. Nella laguna di Venezia, però, con la prima legge speciale, la 171 del 73 e il DPR 1186 di quello stesso anno, il magistrato alle acque fu potenziato e iniziò una nuova esistenza. Ma questa è un'altra storia che riguarda la laguna di oggi. Grazie. Grazie ancora ai nostri due relatori che ci hanno parlato della laguna di ieri. Adesso vedendo queste ultime, perché diciamo che le cose di cui ha parlato Marco Zanetto sono un po' troppo lontane, quelle non le ho vissute. No, ho vissuto un po' gli ultimi anni e come dire, gli alti e bassi di questo magistrato alle acque, che per un altro settore di cui mi occupo ho potuto seguire purtroppo nella fase, insomma, della, diciamo, tra virgolette, della vergogna e quindi degli arresti, dei processi legati appunto al Mose, alle tangenti del Mose, della cancellazione del magistrato alle acque, che venne proprio cancellato con un tratto di penna il nome dal governo Renzi, e adesso in realtà appunto dopo questa nascita di cui vi dicevo prima dell'autorità per la laguna col decreto agosto del 2020, nel 2023 mi pare, o 22 forse, quando diciamo fu modificata leggermente la procedura di nomina del presidente all'esito di uno scontro, dibattito politico che voleva
diciamo, vedere il comune con un ruolo principale rispetto a quello che era previsto dal testo originario, fu anche aggiunto proprio questa dicitura Autorità per la Laguna, nuovo magistrato alle acque, proprio probabilmente perché si voleva, come dire, riportare in auge questo nome che appunto, come ci è stato spiegato, ha una storia alle spalle. Poi proprio un'ultima osservazione velocissima, guardavo con attenzione quella, la mappa dove si diceva che appunto era stata allargata, come dire, allargato lo spazio di quello che veniva definito laguna, perché appunto questo argomento è stato anche oggetto recentemente nell'ambito di un'altra delle questioni che riguardano proprio la gestione della laguna e il rapporto con le attività portuali nella bando del concorso di idee per un futuristico, futuribile, chi può dirlo, terminal offshore. Inizialmente era stato appunto non accolto, non aveva potuto partecipare uno dei progetti che prevedeva uno scalo proprio alla Bocca di Porto, sulla base della tesi che appunto la Bocca di Porto era ancora era laguna e quindi era dentro la laguna, tesi poi insomma tuttora dibattuta tra sentenze TAR, Consiglio di Stato, applicazioni, però insomma mi ha fatto pensare, perché appunto quello è un tema particolare, se la Bocca di Porto sia ancora laguna o se sia già mare, e dove finisca l'uno e dove finisca l'altro. E adesso inviterei qui vicino a me i due relatori della parte successiva, della seconda parte, Laguna Oggi. Quindi Vitto Maurizio Ferla e Andrea Braidot. Qui diciamo, anche qui ci sono si parla di due cose di cui noi ci siamo molto occupati recentemente e che in qualche modo anch'esse, come dire, sono una dimostrazione tangibile e concreta di come appunto quando si parla di queste tematiche non ci sia mai nulla di semplice e scontato, e come il dibattito insomma sia spesso allungato e con tempi appunto che vanno oltre rispetto anche alle previsioni. Il primo è la questione del protocollo fanghi o protocollo sedimenti. Appunto anche di questo, che come vi accennavo prima, è una parte fondamentale per la gestione futura, presente e futura della laguna, perché ovviamente gli scavi lagunari sono uno dei punti strategici di gestione appunto delle attività antropiche ed economiche che sono all'interno appunto della laguna. E il protocollo sedimenti, non so quanti titoli avremmo fatto negli ultimi anni dicendo ultimo passo, c'è la firma, e poi però si scopriva che c'era il Consiglio di Stato, che doveva, la Corte dei Conti, poi c'era l'Istituto Superiore di Sanità, poi il decreto governativo, insomma è stata come dire, una gestazione abbastanza complicata. E adesso però questo nuovo insomma, protocollo c'è. Io non sono un tecnico, come ho premesso subito, e mi sembra di capire che comunque l'applicazione sia molto complicata. È stata istituita una commissione e quindi, come dire, si sta pian piano iniziando come si dice, a mettere a terra questo provvedimento, e adesso magari ne capiremo meglio quali sono, insomma, qual è stata la gestazione e anche quali sono le possibilità. E poi invece parleremo appunto della direttiva comunitaria acque, e anche qui vedevo citato che si citava un altro tema, che è quello del piano morfologico di Venezia, che anch'esso insomma è in fase di revisione, ma revisione che appunto anch'essa è passata per una serie di bocciature, di riscritture del piano morfologico, e quindi anche qui, come dire, è da anni che si sta cercando di arrivare a trovare una quadra. Grazie.
Grazie, buonasera. Io sono Maurizio Ferla e la mia comunicazione, diciamo, proverà a raccontare qual è stato il percorso che ha portato alla definizione del nuovo protocollo per la gestione dei sedimenti nella Laguna di Venezia, che ha visto la luce in Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione del decreto ministeriale del 23 maggio del 2023, il numero 86, e che rappresenta come dire, la normativa oggi vigente per la gestione dei sedimenti in Laguna di Venezia. Il mio intervento, diciamo, anche qui ha un breve profilo storico, brevissimo. Cerca un po' di mettere a segno qual è lo stato delle conoscenze maturate non solo sullo stato di contaminazione dei sedimenti, ma più in generale sulle problematiche ambientali degli ultimi 20 anni che hanno diciamo, interessato la Laguna di Venezia e come sono state anche affrontate alla luce delle direttive comunitarie, la direttiva acqua in primo luogo e le direttive sulla tutela degli ambienti acquatici. E questo è diciamo, il percorso che ho avuto modo di seguire direttamente nell'ultima fase della mia carriera di dirigente pubblico presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e durante la quale ho avuto l'opportunità di coordinare un gruppo di colleghi esperti molto bravi che hanno diciamo avuto l'ingrato compito, come dire, di tra virgolette affrontare un dibattito molto serrato, molto acceso, a tratti anche diciamo aspro, per poter cercare di contemperare quella che è un'esigenza fondamentale. Da un lato il tema della rimozione dei sedimenti da parte dei sedimenti, diciamo, lungo i canali lagunari, quindi lungo le vie di navigazione, dall'altro la possibilità di un riutilizzo di questi sedimenti per le finalità che sono proprio della laguna. Bene, su questa diapositiva sono un po' tratteggiate le linee principali in cui il tema del riutilizzo dei sedimenti viene inquadrato su quelle che sono le tendenze evolutive, secondo quello che è l'approccio dello stato delle conoscenze attuali di cui oggi disponiamo sulla laguna. Diciamo, l'approccio che negli ultimi 30 anni è stato adottato a questa problematica attraverso il protocollo Fanghi, cosiddetto protocollo Fanghi 93, con i suoi risultati e con i suoi limiti, le linee di indirizzo che sono venute fuori, soprattutto da parte degli organi e da parte degli strumenti di governo della laguna, sul tema proprio della gestione dei sedimenti, il nuovo approccio che è stato seguito, e poi delineerò brevemente quali sono i tratti del nuovo decreto. La struttura lagunare è frutto di una interazione fra acque dolci e acque salate. Questo dà luogo a questa complessa rete di canali, bassifondi, isole, velme e barene, entro cui diciamo che un po' sono a presidio del governo della circolazione idraulica all'interno dell'ambiente lagunare, indotta dal ciclo delle maree che attraverso le bocche di porto penetrano in laguna. L'insieme di tutto ciò dà luogo alla formazione di habitat ed ecosistemi tipici dell'ambiente lagunare, su cui si innestano le azioni antropiche dell'uomo. La Laguna di Venezia è diciamo, un ambiente fortemente antropizzato, come è stato ampiamente diciamo, illustrato dalle precedenti relazioni. È fondamentale fra le attività diciamo, che si svolgono all'interno della laguna il tema della navigazione, che interessa un po' tutti i canali.
e questo sia per il mantenimento delle attività di tipo industriale, turistico, commerciale, la pesca e così via. In più c'è l'effetto della pressione antropica, per esempio, del bacino scolante, oltre 2000 km quadrati, entro cui coesistono realtà urbane, industriali, agricole, con tutto ciò che riguarda in termini di apporto di acque e di contaminanti verso la laguna. Le cause del processo di degrado morfologico, che sono state anche tratteggiate nella precedente relazione dell'ingegnere Rusconi, sono note, ormai sono abbastanza cristallizzate e individuate fondamentalmente in questi fattori che vedete un po' riassunti in questa diapositiva: la crescita relativa del livello medio del mare, la carenza di trasporto solido dal bacino scolante, questo per effetto della diversione dei grandi corsi d'acqua, gli effetti erosivi che si registrano sui margini barenali e sul basso fondale in occasione degli eventi estremi per effetto del moto ondoso locale che si genera in laguna, e ovviamente le attività, la navigazione. 800.000 metri cubi all'anno è la stima media del sedimento che viene eroso dai bassi fondali e che in gran parte si deposita lungo i canali di navigazione, quindi deve essere dragato, ma che in misura non tutt'altro che trascurabile viene catturato dalle correnti di marea e viene trascinato fuori dalla laguna attraverso le bocche di porto, in conseguenza, diciamo, di quella dissimmetria idrodinamica che la configurazione delle bocche di porto hanno nella conformazione che è stata data ai primi del Novecento. E tra le azioni di contrasto al degrado morfologico che sono state messe a punto per effetto della legislazione speciale, quindi grosso modo dai primi anni 70 ad oggi, vi sono gli interventi cosiddetti di ricostruzione delle strutture tipiche della morfologia lagunare, le velme e le barene. Questo per tutta una serie di motivi che sono elencati in questa slide, cioè il ricambio idrico, l'effetto di moderazione sul moto ondoso, la limitazione della dispersione del sedimento e quindi, diciamo, la loro funzione è importante per il complessivo riequilibrio dell'ecosistema lagunare. Questo tipo di interventi richiede però una ingente quantità di sedimenti di idonea qualità, e questo è un po' il punto della questione. Questione che era stata già come dire, messa a fuoco sin dal piano generale di interventi alla fine degli anni '80 del secolo scorso, laddove si stabiliva che doveva seguirsi un po' il principio di recupero di questo materiale proprio per le esigenze tipiche specifiche della laguna. Questo aspetto trovò in qualche modo una sua riconoscimento a livello legislativo con la terza legge speciale, la legge 360 del 91, laddove si diceva che si dava la possibilità di riutilizzare i fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali, a condizione che venissero rispettati i termini di sicurezza ambientale secondo criteri stabiliti dalle autorità competenti. È in questo contesto che nasce il protocollo Fanghi 93 e che è il provvedimento che, bene o male, ha un po' governato il tema fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 2023. E vediamolo un po' come nasce, quali caratteristiche aveva questo protocollo Fanghi 93. Nasce diciamo, in un contesto, in una situazione diciamo, di emergenza che riguarda la città di Venezia. In particolare il tema dei sedimenti accumulati lungo i rii del centro storico veneziano che da svariati anni non venivano dragati. E questo ovviamente poneva un problema di carattere igienico-sanitario, l'emersione dei fondali maleodoranti,
l'ostruzione degli sbocchi fognari con rischi di rigurgito di acque reflue anche all'interno delle abitazioni, soprattutto in occasione delle forti piogge, e ovviamente il rischio connesso alla navigazione che impediva il traffico, la circolazione dei mezzi all'interno della città. E il soggetto attuatore era individuato nel comune di Venezia, che quindi doveva provvedere alle scavo dei canali, ma doveva altresì provvedere agli interventi di ripristino e di adeguamento delle strutture prospicienti, gli scarichi, le fondamenta, le rive e così via. Un passaggio, diciamo, cruciale, caratteristico, era il suo carattere sperimentale. Così si leggeva in questo provvedimento. Validità 12 mesi. E diciamo la sua funzionalità era stata calibrata su una prospettiva di dover dragare qualcosa come 500.000 metri cubi in 10 anni. Quindi un provvedimento tagliato fondamentalmente per gli aspetti legati al tema della città. Vediamo un po' come era strutturato. Il nucleo centrale ruotava attorno alla, come dire, all'analisi di rischio, se vogliamo, oggi la chiameremo, cioè andare a vedere qual è lo stato di contaminazione dei sedimenti e in base a questo decidere qual è la loro destinazione. Ecco, questo stato di contaminazione dei sedimenti veniva classificato sulla base di una tabella su 3 soglie limiti. Con riferimento ovviamente a un set, diciamo abbastanza ristretto di elementi e di composti, che sono quelli che vedete elencati nella parte sinistra della tabella, cioè quindi c'è tutta la parte dei composti inorganici, il mercurio, il cadmio, il piombo e così via, e un piccolo gruppo di composti organici. La classe A, vale a dire i limiti di concentrazione che ciascun campione di sedimento doveva rispettare per poter essere, diciamo, utilizzato per la ricostruzione di livelme e lagune, sono quelli che vedete indicati nella prima colonna. Le altre classi non comprendevano la possibilità di riutilizzo dei sedimenti per queste finalità, quindi per finalità di ricostruzione morfologica. In particolare la classe B prevedeva il recupero di isole lagunari con confinamento permanente tale da impedire il rilascio di inquinanti nelle acque lagunari e comunque in maniera tale da evitare sommersioni ed erosioni in caso delle normali alte maree. Più restrittiva la classe C, ampliamenti di isole permanentemente emerse o di aree interne limitrofe alla contaminazione lagunare con confinamento realizzato con strutture profonde e continue. Poi vi era la classe C, che era, diciamo, la classe peggiore, che prevedeva il ripristino altimetrico di aree depresse fuori contaminazione lagunare purché non tossici e nocivi. Bene, questo protocollo diciamo non ebbe mai una veste legislativa definita, ma venne approvato diciamo, attraverso una cosiddetta conferenza dei servizi, cioè non ci fu un provvedimento, un decreto che lo formalizzò in maniera diciamo giuridicamente forte, e questo insomma suscitò parecchi interrogativi. Dal punto di vista tecnico bisognava tenere conto che il criterio di classificazione era un criterio cosiddetto pass to fail, nel senso che bastava il superamento anche di un solo campione e di un solo elemento di una delle classi di pericolosità, con la tolleranza del 10% legata, diciamo, ai criteri chimici di campionamento, per far sì che il lotto di sedimento che veniva rappresentato da quel campione venisse automaticamente declassato alla classe peggiore. Bene, cosa succede passando dalla scala della città alla scala più grande? E lo vediamo quando si passa al tema dello scavo dei grandi canali lagunari. Come è stato
accennato in precedenza, anche lì diciamo, si è registrato soprattutto alla fine degli anni 90 un grosso problema, come dire, di ritardo nel mantenimento dell'ufficiosità di questi canali. Tant'è che la Capitaneria è dovuta intervenire con vari provvedimenti proprio per limitare il transito di navi verso l'area industriale verso la zona di Porto Marghera, in conseguenza della riduzione del pescaggio che non consentiva, diciamo, il transito in sicurezza. Il problema fu affrontato, diciamo, in una maniera, diciamo, molto italiana, la nomina di un commissario d'acta, giusto per non farselo mai mancare. Nella fattispecie devo dire che la persona che assunse questo incarico fu l'ingegnere Roberto Casarin, scomparso qualche anno fa, che molti di voi penso hanno conosciuto. Lasciò un documento importante che un po' rappresenta il bilancio di questa attività. È un documento interessante da leggere perché un po' ci fa capire, ci fa toccare con mano qual è il vero problema del dragaggio dei canali. E, diciamo, in un certo senso io ho provato a riassumerlo in questa tabella, che un po' è il bilancio finale dell'attività. Circa 7.700.000 metri cubi dragati, quindi altro che 500.000 del protocollo Fanghi 93, e gestiti con i criteri del protocollo 93. Cosa vediamo? Vediamo che la frazione di questi quasi 8 milioni di sedimenti che diciamo era adattabile alle finalità di ricostruzione morfologica della laguna era poco meno del 10%, mentre il grosso, la parte più consistente di questi sedimenti, quelli che ricadevano nelle classi B e C, c'era il problema di dove metterli, perché con i criteri stabiliti per le classi A e B non c'erano destinazioni plausibili alla laguna. Da qui nacque il tema dell'isola delle Tresse, il sopraelevamento, l'ampliamento. Oggi questo sito di conferimento di sedimenti è saturo, tant'è che si parla di costruire un ulteriore sito, una Tresse 2, sempre a margine del canale Malamocco-Marghera, proprio per cercare di andare a collocarli questi sedimenti. Questo è il problema, ce l'ha Venezia, ma è il problema che hanno un po' tutti i porti italiani. Tirare fuori il sedimento e non è solo un problema di qualità, ma è anche trovare il posto dove metterlo. L'altro giorno, oppure è lo stesso problema dei sedimenti dei corsi d'acqua, dei dighi, dei serbatoi artificiali. Se ne è parlato all'inizio con la relazione del professor Bixio. Un paio di giorni fa ero a Milano proprio su un seminario, su un convegno che parlava di serbatoi di laminazione. È venuto fuori il tema del recupero delle capacità di invaso, ma quello che è stato sottolineato, cioè il vero problema è non sappiamo dove mettere i sedimenti. Ecco, questo è un po' tanto per inquadrare il problema. Il tema venne all'attenzione dell'ufficio di piano, che è quell'organismo voluto dal Comitatone che intorno ai primi anni 2000 avrebbe avuto il compito di dover ridefinire e rimodulare il piano generale degli interventi. E gli indirizzi che vennero fuori da questo esame sono un po' riassunti in questi 4 punti. Il primo è il fatto che i sedimenti dragati dai canali lagunari, dai canali di navigazione, non consentono la disponibilità di materiale in quantità idonea in misura sufficiente per il completamento delle opere di ricostruzione di Velme e Barene. L'utilizzo del protocollo Fanghi 93, diciamo, non ne consente, diciamo, una estensione, diciamo, adeguata,
e concludeva l'ufficio di piano con due indicazioni fondamentali. La prima era la ricerca di fonti alternative, compatibili ovviamente con l'ambiente lagunare. La seconda, che è quella su cui mi soffermerò sulle prossime slide, è l'approfondimento degli studi sugli effetti ecotossicologici e ambientali connessi con il possibile riuso dei sedimenti a bassa e media contaminazione, la cosiddetta classe B. Quindi non si guarda più la concentrazione, ma si guarda all'effetto, si prova a guardare all'effetto che il sedimento contaminato può recare nell'ambiente lagunare. I sedimenti lagunari sono una sorta di banca dati ambientale, una sorta di registro di quelle che sono le trasformazioni che l'ambiente lagunare ha subito, sia come superficie liquida, sia soprattutto tutto quello che arriva dal bacino scolante. E quindi si apre già a partire dagli anni 2000, grosso modo, una fase di grande approfondimento promossa dal Magistrato alle Acque, ma anche con il supporto del Ministero dell'Ambiente, e che vede coinvolti tutta una serie di enti e istituti di ricerca, come dire, impegnati su temi ambientali. L'insieme di questo bagaglio di conoscenze rappresenta un po' lo stato dell'arte che è stato adottato, che è stato in qualche modo riorganizzato per mettere a segno la nuova metodologia che poi è stata approvata nel decreto del 2023. E giusto per delineare alcuni aspetti di questo enorme sforzo conoscitivo che ha abbracciato un arco di circa 20 anni, quello che vedete rappresentato in questa slide sono fondamentalmente due aspetti. Il primo è questo progetto del 99, questo progetto ICSEL, che evidenziava che tutta la parte superficiale dei bassi fondi era costituita da sedimenti prevalentemente di classe B. Quindi lì non c'era ciccia abbastanza per fare velme e barene. Altra cosa importante è il tema della valutazione dell'effetto dei contaminanti. Il protocollo Fanghi 93 si basa su una valutazione sulle concentrazioni totali delle sostanze contaminanti. Niente ci dice su quale frazione di questi contaminanti è biodisponibile, cioè è suscettibile di generare effetti tossici sull'ambiente, ed effetti anche di bioaccumulo, quindi di concentrazione sugli organismi che stanno più alla base della cosiddetta catena trofica, e successivamente di biomagnificazione, quindi di aumento di concentrazione sui livelli più alti della catena trofica. Ecco qui che l'attenzione si sposta sul tema proprio dell'effetto del contaminante sull'ambiente e sugli aspetti ovviamente sanitari, quindi studi sulle speciazioni chimiche, studi sull'ecotossicologia. Un passaggio cruciale è il 2005, il progetto ICSED, voluto dal Ministero dell'Ambiente e attuato dal Magistrato alle Acque, che aveva proprio come finalità quello di fornire elementi utili proprio alla revisione del protocollo Fanghi 93, che ovviamente vedeva il coinvolgimento degli istituti di ricerca e delle agenzie ambientali, e che aveva proprio questa funzione, quello di fornire le metodologie analitiche sui requisiti di qualità dei dati, fornire una raccolta di informazioni sperimentali di tipo chimico ed ecotossicologico sulla effettiva pericolosità dei sedimenti e impostare un'analisi di rischio specifica per gli ecosistemi lagunari. Il quadro dei contaminanti che veniva allargato. Tenete conto che nel frattempo erano intervenute le direttive europee, in particolare la direttiva 2060, con l'individuazione delle famose sostanze prioritarie in base alle quali venivano definiti gli standard di qualità ambientale per le acque, per i corpi idrici. Quindi il riferimento non è più
quel set di pochi contaminanti individuati dal protocollo 93, ma è il set di una trentina di contaminanti individuati dall'allora vigente decreto ministeriale 56 del 2009, arricchito con altri elementi per i quali era stata rilevata nella specificità della laguna di Venezia e erano stati rilevati effetti tossici. Mi riferisco in particolare al vanadio e al metilmercurio. L'altro passaggio era il passaggio legato all'ecotossicologia, questa scienza, diciamo, relativamente recente, un po', diciamo, punto di nicchia dei biologi, chimici e biologi fondamentalmente, dove alla fine si cerca di riprodurre in laboratorio quello che è il meccanismo che determinati microorganismi diciamo, attuano nella fase, come dire, di contatto con le miscele di sedimenti contaminati. E là si vanno a misurare e studiare i cosiddetti effetti tossici acuti su questi organismi bersaglio. Quindi messa a punto degli organismi tipici dell'ambiente lagunare e individuazione soprattutto dei criteri per l'effettuazione di questi test, criteri normati, diciamo normalizzati. Conclusioni. Le prime evidenze furono che i canali industriali dell'area di Porto Marghera alla diffusa contaminazione chimica davano luogo a evidenti situazioni di tossicità significativa. Per le restanti aree veniva evidenziata una situazione diciamo diversa, nel senso che a fronte anche di situazioni dove le evidenze chimiche lasciavano presupporre effetti tossici, in realtà i test ecotossicologici non evidenziavano tossicità rilevante. Questo in particolare per la parte di sedimenti che rientravano nella classe B. Da qui l'idea di un nuovo approccio nella valutazione del rischio, diciamo, ambientale per i sedimenti, non più basato sui 3 livelli individuati dal protocollo 93, ma basato su 2 livelli chimici di riferimento, quello che in letteratura, diciamo, scientifica specializzata vengono chiamati action level, elaborati con criteri di integrazione ponderata sia sull'aspetto chimico sia sull'aspetto ecotossicologico. Quindi un primo livello cosiddetto che discriminava la presenza o assenza di tossicità degli ambienti acquatici, valutato ovviamente con criteri di carattere fondamentalmente statistico, e quindi sostanzialmente riconducibile allo stesso criterio con cui erano stati individuati gli standard di qualità ambientale per i corpi idrici lagunari, e un secondo livello invece in cui gli effetti tossici sono statisticamente rilevanti. In mezzo c'è tutta quella fascia in cui è possibile studiare delle opzioni di gestione, quindi di ricollocazione nell'ambiente di provenienza, con adeguati, diciamo, approcci di controllo e di sicurezza. Questo tipo di approccio sui 2 livelli di riferimento è già presente in numerose normative di livello internazionale. Nel caso nostro, nel caso italiano, per la prima volta è stato codificato per l'ambiente marino costiero attraverso l'entrata in vigore del decreto ministeriale 173 del 2016, dove questi 2 action level sono tabellati, sono indicati appositamente e in base ai quali sono state definite delle classi di pericolosità che comunque devono tenere conto anche dell'aspetto ecotossicologico secondo, diciamo, determinati algoritmi. Ecco, tutta questa serie di informazioni venne messo a disposizione di un apposito tavolo di confronto
che diciamo già previsto dal piano di gestione della direttiva 2060 e che diciamo prese in qualche modo avvio e vigore nelle sue attività a partire grosso modo dal 2017, anche sotto la spinta dell'uscita del decreto ministeriale 173. Quali erano i principi, quali erano i paletti entro cui si mosse questo tavolo? In primo luogo le direttive europee. La prima è la direttiva presa in considerazione, la direttiva sui rifiuti. Quindi restare entro l'ambito entro cui la direttiva stabilisce che i sedimenti idrocarburi non sono rifiuti, e questo accade allorquando è verificato che non siano pericolosi ai sensi della decisione 532 del 3 maggio del 2000, decisione a livello comunitario, e nel rispetto delle altre normative in tema ambientale. Questo concetto è recepito dentro il testo unico ambientale, il 152 del 2016, e in particolare all'articolo 185,3 siamo nella parte quarta, quella relativa a rifiuti e bonifiche. Quali sono il rispetto alle altre direttive? La 2060 in tema di non peggioramento dei corpi idrici lagunari, e quindi in tema di rispetto degli standard di qualità ambientali, la direttiva 942 del 91, qui parliamo di aspetti sanitari, il tema della commercializzazione dei molluschi bivalvi e le direttive Habitat sostanzialmente. Infine, altro principio, altro paletto entro cui si mosse il tavolo, un paletto cautelativo, era la verifica della compatibilità fisica, chimica ed ecotossicologica fra il sedimento prelevato e il sito di destinazione. Aspetto molto importante e molto delicato questo. Bene, il punto era definire dei nuovi action level, i famosi 2 action level, sito specifici per la laguna di Venezia. La prima suggestione fu quella di prendere sic et simpliciter gli L1 e L2 del 173 pensato per l'ambiente marino costiero e trasferirlo così com'era per la laguna di Venezia. Questo suscitò parecchie discussioni, parecchi dubbi soprattutto, e si convenne alla fine di mettere a sistema proprio l'imponente bagaglio di conoscenze che era stato acquisito negli ultimi 20 anni, proprio sulla conoscenza degli studi chimici ed ecotossicologici associati per quanto riguardava i sedimenti della laguna di Venezia, e quindi andare a fare delle verifiche grazie a questi dati, a queste informazioni, sulla attendibilità di questi 2 action level. E nel caso specifico del secondo livello, nel caso in cui questa attendibilità non fosse stata riconosciuta, come poi vedremo, trovare un criterio per poter derivare dei valori specifici di riferimento per la laguna di Venezia. Questo criterio venne deciso di prendere in considerazione il cosiddetto criterio del probable effect level, è uno dei criteri che in letteratura internazionale viene ritenuto fra i più accreditati, e il risultato, ecco, questa è diciamo una diapositiva di passaggio un po' che cerca un po' di dare il senso del lavoro che è stato fatto. 234 punti di campionamento, oltre 7.000 analisi chimiche, circa 900 saggi ecotossicologici, quindi un lavoro molto, molto importante, molto impegnativo, che diede fondamentalmente questi risultati. Il primo, che il primo action level previsto dal 173 per l'ambiente marino, diciamo, era in buona parte associabile anche al caso della laguna di Venezia, e questo aveva un supporto anche rispetto ai dati di bioaccumulo, cioè quello che era stato rilevato all'interno in termini di concentrazione dei microrganismi. Cosa che non accadde invece per il secondo action level del 172. E lì
si pose il problema di derivare un nuovo set diciamo, di limiti per definire questo secondo livello. Il risultato è riassunto in questa tabella, che poi la trovate nel decreto, e quindi questo diciamo, secondo action level venne definito per un numero abbastanza importante del set di contaminanti che vennero esaminati. Non fu possibile, perché non c'era concordanza statistica sufficiente, poterlo definire per un certo gruppo di contaminanti, che infatti voi troverete nel decreto la tabella che li suddivide sostanzialmente gruppo A e gruppo B. Per cercare, questo diciamo apre come dire, l'interrogativo, la necessità di dovere approfondire delle conoscenze, quindi il lavoro non può finire qua in un certo senso, ma per dare comunque immediatamente operatività si convenne comunque di adottare un criterio cautelativo laddove nelle fasi di caratterizzazione dei sedimenti si venissero a determinare situazioni in cui uno o più diciamo, contaminanti del gruppo B presenti in qualche campione di sedimento presentassero situazioni diciamo, di superamento del primo livello, l'action level, tirando nuovamente in ballo provvisoriamente gli L2 del 173 e stabilendo che nel caso in cui il superamento dell'L2 del 173 fosse stato diciamo, accertato, il sedimento veniva immediatamente declassato alla classe inferiore. Bene, questo è un altro. Adesso passiamo a un altro passaggio importante della procedura. Siamo tirati 7 slide. 6 slide. Questo è un passaggio importante. Una volta definiti gli action level, c'era il problema di definire le classi di qualità dei sedimenti. Venne adottato il cosiddetto diciamo, approccio weight of evidence. Si tratta di una metodologia collaudata a livello internazionale che prevede l'utilizzo di informazioni eterogenee, quindi di diverso tipo, organizzate secondo cosiddette linee di evidenza, e il successivo calcolo di indici di pericolo, hazard quotient. Questo per restituire un quadro più accurato della qualità del sedimento, non più basato solo sull'aspetto chimico, ma anche per gli aspetti relativi all'esposizione. Nel caso del protocollo Fanghi, il nuovo protocollo Fanghi di Venezia, le due linee di evidenza prese in considerazione furono quella chimica e quella ecotossicologica, con il supporto del bioaccumulo per quanto riguarda la classe, diciamo, migliore dei sedimenti. Adesso vediamo come. Questa slide, diciamo, un po' riassume, ma non mi ci soffermo, quali sono gli algoritmi che servono per calcolare i due hazard quotient. La cosa importante sono queste due tabelle che un po' rappresentano i limiti che definiscono le cosiddette classi di rischio. Per esempio, per l'hazard quotient chimico non viene ritenuta la presenza di rischio allorquando questo parametro entra nel range compreso fra 0 e 0,7. Per quanto riguarda invece l'ecotossicologia, sono un po' diversi, ma sostanzialmente siamo là. E questa è l'integrazione delle classi di rischio che trovate nel decreto. Qui è un po' sintetizzata. Vediamo la prima classe, che è la classe alfa, quella che non prevede alcuna restrizione per il riuso dei sedimenti per aspetti di recupero morfologico, anche se comunque è prevista l'attivazione di un piano di monitoraggio, e che, come vedete, è suddivisa su due livelli: il livello più superficiale, laddove l'integrazione è a livello di bioaccumulo e a livello chimico. Qui devono essere rispettati gli standard di qualità sia per l'uno che per l'altro previsti dalla direttiva 2060. La classe beta, che è quella che invece diciamo, è quella in cui si accetta in un certo senso un certo margine di rischio ragionato, è quella che consente anche qui la ricostruzione morfologica con monitoraggio pre, ante e post operam del sito di destinazione, dove
Le linee di evidenza sono quelle ecotossicologiche e quelle chimiche. Nessun rischio, secondo la Sarkozy chimico, nessun rischio chimico per la parte di analisi chimiche, rischio zero o moderato per la parte ecotossicologica. Poi c'è una classe gamma che viene utilizzata che si ipotizza di poter utilizzare per cosiddette strutture confinate centrali, quindi coperte in qualche modo da materiale di classe migliore, e poi ci sono le classi peggiori per le quali non è previsto il contatto diretto con le acque lagunari. Ecco, tutto questo lavoro il tavolo tecnico lo concluse nel gennaio del 2020. Vennero consegnati agli uffici ministeriali, agli uffici legislativi ministeriali, 2 documenti, 2 allegati tecnici, in cui riassumono un pochino tutto questo sforzo che era stato fatto. In quella fase si pose il problema di come farla diventare norma, questa metodologia, e si ritenne di non dover ripercorrere la strada della conferenza dei servizi, giuridicamente troppo debole, quindi ci voleva un decreto. Però per fare il decreto ci vuole la legge, e non c'era la legge. E allora si dovette aspettare il decreto legge 104, che è stato citato a proposito della Costituzione della Laguna di Venezia, per inserire alcuni commi che prevedono appunto l'emissione di un decreto di concerto fra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture, con il concerto del Ministero della Salute e della Regione Veneto, che dettava condizioni per le autorizzazioni dei sedimenti entro il contermine lagunare. Un passaggio importante della norma è la parte che riguarda le modifiche e le integrazioni. Sulla parte, diciamo, un po' specificatamente tecnica, laddove viene introdotta tra virgolette, una semplificazione, nel senso che non hanno natura regolamentare, quindi non hanno tutti quei passaggi tipici dei decreti ministeriali, Consiglio di Stato e così via. La commissione tecnica consultiva, si è detto poco fa, non mi ci soffermo, è una commissione comunque si è insediata nell'autunno scorso, e qui sono un po' sintetizzati i punti essenziali del decreto. Il richiamo ovviamente al regime di esenzione della disciplina dei rifiuti, il richiamo alla normativa Vinca, il rispetto degli standard di qualità ambientali, le procedure operative dell'Istituto Superiore di Sanità per gli aspetti sanitari, l'autorità competente, chi è che rilascia l'autorizzazione? L'autorità per la laguna, nuovo magistrato alle acque, l'ambito di applicazione, la conterminazione lagunare, e viene richiamato quel decreto ministeriale del 1990 di cui faceva riferimento l'ingegner Rusconi nella sua relazione. E poi tutto il tema della procedura di autorizzazione. Il decreto, oltre alla parte normativa, comprende la parte cosiddetta tecnica, in uno specifico allegato, dove richiamo soltanto alcuni aspetti. È prevista una fase di prima implementazione di 24 mesi, laddove i risultati attesi dovranno essere utilizzati per consentire una conferma o una revisione dei cosiddetti action level. Sono salvaguardati i casi di urgenza, e qui ritorniamo quindi al tema della mobilità cittadina, laddove per esigenze di navigazione e di pubblica incolumità la rimozione di volumi fino a 50.000 metri cubi è consentita senza caratterizzazione, ma a condizione che vengano gestiti secondo l'opzione peggiore. Contenuti della domanda di autorizzazione, criteri di caratterizzazione e classificazione delle aree di scavo e di destinazione, e poi tutte le strategie di campionamento e così via. Considerazioni conclusive, questa è l'ultima. La laguna del futuro. Allora, questi e un po' mi riallaccio all'inizio, il tema del decadimento morfologico. Allora, questi numeri che vedete riportati, 1 milione di metri cubi l'anno è la quantità di sedimento, la quantità media di sedimento che servirebbe per mantenere
l'attuale assetto morfologico della laguna agli attuali tassi di crescita del livello medio del mare, 4,8 mm all'anno. Sono numeri che vengono fuori dal nuovo piano morfologico, l'aggiornamento del piano morfologico, che come sapete, forse molti di voi lo sapranno, diciamo, è un po' impantanato nella commissione VAS. Altro numero ancora più inquietante: 8 milioni di metri cubi sarebbero necessari, sempre per mantenere l'assetto morfologico attuale, ammesso che tutto ciò abbia un senso, nella prospettiva dello scenario peggiore di crescita del livello medio mare delineato dall'IPCC. Al di là, diciamo, di questa forzatura, gli aspetti critici sono evidenti: disponibilità di grande quantità di sedimento, compatibilità fisica e chimica e qualitativa sostanzialmente con l'ambiente lagunare, aspetti di sostenibilità sia ambientale sia anche in termini di costi efficace di questo tipo di interventi. In definitiva, questo ci fa dire che gli strumenti di governance di cui dovremmo dotarci in generale per il governo della Laguna di Venezia devono essere degli strumenti cosiddetti duttili, cioè capaci di essere modificati e adattati progressivamente sia un po' al mutamento dell'ambiente stesso, sia soprattutto per ciò che riguarda le novità che possono derivare dalle conoscenze, dai dati, dal sapere scientifico, ma anche per esempio del mutamento del quadro comunitario. Si discute molto, per esempio, di contaminanti emergenti a livello di comunità e a livello comunitario. Quindi questi aspetti li potremmo ritrovare sicuramente anche nella gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia. Grazie. Grazie ancora. Sì, mi spiace fare un po' il ruolo appunto di quello che deve stringere i tempi, però abbiamo una ventina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Confido nell'ingegner Rusconi che dovrebbe farcene recuperare un po' con la lettura della relazione del professor Adami, che non ci sarà. E passo la parola a Andrea Braidot, dirigente della sezione risorse idriche dell'autorità di bacino delle Alpi Orientali, componente della commissione di salvaguardia. Va bene, allora cerchiamo di proseguire senza indugio, come si dice. La presentazione me l'ha già fatta il dottor Zanetti. Il tema del mio intervento, del mio contributo, è il tema di come è stata affrontata la salvaguardia della Laguna di Venezia all'interno della direttiva comunitaria, la legge direttiva quadro sulle acque. È una direttiva che è stata approvata già nel dicembre 2020, che è stata recepita nell'ordinamento nazionale col testo unico ambientale, quindi il 152 del 2006, e che ha lo scopo di istituire un quadro per la protezione delle acque finalizzato a impedire l'ulteriore deterioramento dello stato delle acque, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque, agevolare un utilizzo idrico sostenibile, perseguire la graduale riduzione e l'arresto degli scarichi delle sostanze inquinanti, assicurare la riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità. La direttiva fissa anche con l'articolo 4 gli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee, quindi il raggiungimento del buono stato chimico ed ecologico per le acque superficiali e il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo per le acque sotterranee. In realtà, diciamo, la data ultima di raggiungimento del buono stato è rifissata al 2015, ovviamente data che è da mo', che è passata, che è scaduta, e
siamo ancora naturalmente in un percorso di cui non si vede ancora bene il termine. La direttiva prevede anche delle possibilità di proroghe fino al 2027 per il raggiungimento di questi obiettivi, ovvero la definizione di deroghe, le cosiddette esenzioni, per situazioni e specifiche motivazioni locali. È abbastanza importante evidenziare che la scala spaziale di applicazione della direttiva è il corpo idrico, quindi il sistema idrografico, quindi non solo le reti fluviali, ma anche le acque di transizione al quale appartengono le acque della Laguna di Venezia, le acque marino-costiere e le acque lacustri sono spezzate, sezionate secondo criterio di omogeneità fisiografica. Lo strumento fondamentale di attuazione della direttiva è il piano di gestione delle acque, lo dice l'articolo 13 della direttiva quadro acque, quindi è lo strumento attraverso il quale raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici che formano il distretto. Il piano di gestione delle acque prevede anche una ciclicità sessennale, quindi viene aggiornato ogni 6 anni e costituisce articolazione interna del piano di bacino distrettuale. In quanto articolazione interna del piano di bacino, i piani e i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati con il piano di gestione delle acque. Ecco, l'ultimo aggiornamento del piano di gestione è stato approvato con DPCM relativamente recente in data 7 giugno 2023. Ecco, qui passando proprio, facendo uno zoom sul tema della Laguna di Venezia, qui potete vedere come l'articolazione dei corpi idrici del bacino scolante, quindi il bacino scolante, la rete idrografica del bacino scolante è stata suddivisa in 88 corpi idrici fluviali, poi c'è la Laguna di Venezia propriamente detta, che invece si compone di 14 corpi idrici di transizione, di cui 11 che sono stati classificati naturali e 3 fortemente modificati. Sono le valli di Apesca, che sono state già ripetutamente evocate, ed il centro storico di Venezia. L'architettura del piano di gestione delle acque si ispira al modello concettuale di PSIR, quindi individuato dalla Agenzia Europea dell'Ambiente. Sostanzialmente il piano individua i determinanti, quindi gli elementi antropici, le attività umane che concorrono all'inquinamento o al degrado delle acque. L'analisi economica ne propone anche una valorizzazione economica delle diverse attività e componenti antropiche. Le pressioni sono invece l'effetto della presenza antropica, quindi le azioni responsabili del degrado. Gli impatti sono le ripercussioni sull'uomo e sugli ecosistemi che sono determinati dai cambiamenti dell'ambiente naturale. Lo stato è sostanzialmente lo stato di salute propriamente detto della matrice acqua, quindi la qualità chimica, fisica, biologica e lo stato quantitativo della risorsa idrica. Le risposte poi sono date dal programma delle misure, quindi le misure individuate in termini individuali o generali, strutturali e non strutturali, che sono in grado di agire sui determinanti modificandoli o rimuovendoli, agire sulle pressioni riducendone la significatività, agire sullo stato attraverso azioni di ripristino, agire sugli impatti.
Ecco, in questa slide ho voluto evidenziare un po' quello che è l'esito dell'analisi delle pressioni che diciamo l'ultimo piano di gestione delle acque presenta naturalmente relativamente alla laguna di Venezia e al bacino scolante nella sua laguna. Sono due naturalmente entità fisiche che non possono essere separate. Potete vedere come diciamo nel bacino scolante della laguna di Venezia sono preponderanti, è già stato detto nei passati interventi, le pressioni diffuse di fonte agricola, ma sono anche molto significative le alterazioni longitudinali dei corpi idrici dovute alle azioni di bonifica per la protezione delle alluvioni e anche l'alterazione delle formazioni funzionali nella fascia perifluviale. Quindi sono i tre, diciamo, le tre barre dell'istogramma che ho evidenziato in colore rosso. Nella laguna di Venezia, insomma, qualcuna di queste pressioni viene naturalmente confermata, quindi in particolare la presenza dell'attività agricola, ma ci sono anche delle nuove diciamo, pressioni che intervengono e che vengono segnalate nello specchio lagunare. I porti, in primo luogo, gli impianti idrovori e le foci fluviali che naturalmente costituiscono l'input degli inquinanti che provengono da monte, ma poi c'è anche il traffico portuale, è già stato evidenziato, insomma, la presenza dell'attività portuale con tutto ciò che ne consegue, come impatti sulla turbidità, sull'inquinamento chimico, i disturbi sulle comunità biologiche, ma poi tutta una serie di azioni, diciamo, che sono state ascritte alle pressioni non conosciute, quindi la presenza di PVD e di mercurio nel biota per mancanza di cui però non sono note le fonti di emissione, e la presenza di TBT, quindi non mi ricordo antivegetativi che ancorché non più utilizzati e non più diciamo nelle barche, comunque si continuano a ritrovare nell'acqua e nei sedimenti. E poi naturalmente la presenza del mercurio. La presenza del mercurio che diciamo, viene diciamo, rilevata come potete vedere dall'istogramma in tutti i corpi idrici lagunari. Ecco, un punto centrale dell'azione del piano di gestione è il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. Ho già detto che si articola per le acque superficiali in due classi, lo stato ecologico e lo stato chimico. Lo stato ecologico, diciamo, viene valutato attraverso la caratterizzazione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. Quindi viene sostanzialmente espresso attraverso l'esame degli elementi di qualità biologica, degli elementi fisico-chimici a sostegno, delle sostanze chimiche non prioritarie e degli elementi di qualità idromorfologica. Lo stato chimico invece si basa sulla valutazione delle concentrazioni di inquinanti rispetto a degli standard di qualità ambientali. Per lo stato chimico, le matrici di riferimento per le acque lagunari sono l'acqua, la matrice acqua, e per qualche sostanza la matrice biota. L'articolazione dello stato chimico in questo caso non è più articolata in 5 classi come per lo stato ecologico, ma si limita a una doppia classe buono, non buono. Qui potete vedere qual è la situazione fotografata naturalmente
ad oggi dello stato della laguna e non è particolarmente incoraggiante, nel senso che la valutazione dello stato chimico attraverso il biota, quindi attraverso la matrice biota, ha portato tutti i corpi idrici lagunari allo stato non buono. Quindi tutti i corpi idrici, come potete vedere, si trovano nello stato non buono. Più incoraggiante è la condizione dello stato ecologico, nel senso che esiste, sì, è vero che esiste un solo corpo idrico, quello prospiciente alla bocca di Lido, che si trova nello stato buono, quindi colore verde, ma c'è un'articolata diciamo, insieme di corpi idrici che si trova nello stato di sufficiente, qualcuno anche quelli più prossimi alla terraferma nello stato scarso. Un elemento interessante anche e che è stato ripetutamente applicato nella valutazione e nella caratterizzazione dei corpi idrici lagunari è il tema degli obiettivi e delle esenzioni. Le misure di piano sono diciamo, lo strumento attraverso il quale diciamo, i corpi idrici dovrebbero passare da una condizione di stato buono a una condizione di stato non buono a una condizione di stato buono. Quindi coprire quel gap che attualmente esiste tra l'attuale classificazione dei corpi idrici e diciamo, il raggiungimento del buono stato. Tuttavia spesso non ci sono le misure, non esistono e non ricorrono i requisiti di fattibilità tecnica ed economica per l'applicazione di misure efficaci. Ecco che allora bisogna intervenire con delle esenzioni, quindi riconoscere che ci sono degli obiettivi che non potranno essere raggiunti. Naturalmente l'adozione di esenzioni deve essere motivata e bisogna dimostrare che i bisogni ambientali e socio-economici dei determinanti antropici che generano le pressioni non possono essere altrimenti soddisfatti, che si deve comunque perseguire il migliore stato chimico ed ecologico possibile e si deve impedire qualsiasi forma di ulteriore deterioramento. Qui potete vedere proprio per i 14 corpi idrici dello specchio lagunare come si articola lo stato e l'obiettivo ecologico e lo stato e l'obiettivo chimico. Potete vedere quindi come per lo stato ecologico esiste una buona prospettiva di miglioramento, nel senso che l'attuale piano prevede che dall'attuale unico corpo idrico in stato buono si passi entro il 2027 a un obiettivo di 6 corpi idrici lagunari nello stato buono. Altri miglioramenti sono comunque previsti per alcuni corpi idrici, pur rimanendo al di sotto della soglia diciamo, dello stato buono, quindi il passaggio sostanzialmente da una condizione di stato scarso a una condizione di stato sufficiente. La prospettiva è invece più difficile per lo stato chimico, per i motivi che dicevo, a cui accennavo già prima, a causa della presenza del mercurio nel biota generato da pressioni di origine sconosciuta. Quindi l'obiettivo che si è posto all'attuale piano di gestione è naturalmente il mantenimento dell'attuale stato chimico non buono, ovviamente nel rispetto di quel principio di non deterioramento dei corpi idrici che deve comunque essere perseguito. Con questi diagramma a torta ho rappresentato proprio quale dovrebbe essere nell'auspicio dell'attuale piano di gestione delle acque diciamo, la prospettiva di miglioramento, quindi con
con uno stato ecologico che dovrebbe, diciamo, aumentare da un corpo idrico a 6 corpi idrici, quindi con una riduzione naturalmente dei corpi idrici in stato sufficiente e scarso, e nel mantenimento dello stato chimico nell'attuale condizione non buona. Misure per la mitigazione delle pressioni. Il piano identifica un programma di misure che sono in qualche modo in parte strutturali e in parte non strutturali. In parte sono misure di carattere generali, quindi sono sostanzialmente indicazioni normative, in parte sono misure di carattere individuale. È già stato richiamato il fatto che diciamo, l'azione si concentra naturalmente sul bacino scolante attraverso interventi sulla depurazione civile, quindi ampliamento ed efficientamento degli impianti di depurazione, ampliamento, adeguamento e sistemazione delle reti fognarie. Importante, abbiamo visto l'effetto dell'agricoltura, quindi sia in termini di incremento di carichi di nutrienti che di incremento di carichi di sostanze legate ai fitofarmaci. In questo caso le misure che vengono individuate dal piano sono l'applicazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari, azioni poi di efficientamento irriguo, di riqualificazione ambientale e di realizzazione di bacini di laminazione e di fitodepurazione, che hanno come effetto, diciamo, generale quello di ridurre il dilavamento e quindi lo scarico in laguna. E poi ci sono interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale di siti contaminati. Sullo specchio lagunare il piano di gestione individua diciamo, alcune misure che sono già state diciamo, evocate nel precedente intervento dell'ingegner Ferla, quindi l'applicazione delle nuove linee guida per la gestione dei sedimenti, e poi misure di contrasto al degrado morfologico della laguna. Quindi interventi di difesa e protezione delle strutture morfologiche esistenti, la realizzazione di strutture morfologiche artificiali a Velma e a Barena, lo sviluppo e oltrapianto di vegetazioni acquatiche, in particolare delle fanerogame marine, con il mantenimento di idonee condizioni ambientali, l'applicazione di dissuasori di traffico e misure per la sicurezza della navigazione, l'applicazione di misure per l'estromissione del traffico crocieristico, in particolare la realizzazione di un terminal plurimodale offshore diciamo, relativamente all'attività portuale. Ecco, il piano di gestione dedica una particolare attenzione alle misure di contrasto del degrado morfologico della laguna. Perché c'è questa attenzione nei confronti di questo tema? Anzitutto perché il miglioramento dello stato ecologico poggia necessariamente sul ripristino della funzionalità ecologica complessiva della laguna, quindi deve essere supportata necessariamente dal mantenimento e dal ripristino degli habitat lagunari. Questo funzionalmente, naturalmente, il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione. Ma poi il piano di gestione ha inteso dare anche una risposta efficace ai rilievi pervenuti da parte della Commissione europea nell'ambito di uno dei 4 pilot che sono arrivati allo Stato membro Italia sul tema dell'implementazione della direttiva quadro acque, e che hanno avuto per oggetto i possibili effetti di alcune opere proposte per la laguna di Venezia sull'idromorfologia lagunare. Il riferimento è chiaramente a quelle opere che
erano state previste nell'aggiornamento del piano morfologico della laguna di Venezia, di cui si è fatto già cenno nei precedenti interventi. E poi naturalmente la terza motivazione è quello di fornire degli elementi di indirizzo per il redigendo piano morfologico della laguna, che appunto, come è stato già evidenziato, si trova ancora in una fase di blocco nell'ambito della procedura VIA. Quali sono i principi e i criteri per contrastare il degrado morfologico? Il piano di gestione detta delle indicazioni e fa delle considerazioni. Anzitutto, insomma, si deve realisticamente convenire che le tempistiche del processo di arresto di inversione del degrado morfologico sono incompatibili con le scadenze individuate dalla direttiva quadro acque, no? Perché la direttiva quadro acque prevede una frequenza di aggiornamento degli strumenti di piano ogni 6 anni, ma poi la prospettiva, diciamo, a meno di evoluzione della direttiva quadro acque nel prossimo futuro, la prospettiva è quella di raggiungere il buono stato delle acque superficiali e sotterranee già nel 2027. La seconda osservazione, indicazione che dà il piano di gestione è che il percorso, diciamo, deve essere avviato un percorso che deve essere graduale, condiviso e sostenibile, che porti a contemperare da una parte le misure di contrasto al degrado morfologico con i fabbisogni antropici che insistono nell'ambito lagunare. Cioè è stato già evidenziato il fatto che la laguna rappresenta un sistema diciamo molto antropizzato, estremamente antropizzato, e quindi naturalmente va trovato un punto di equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze di interesse pubblico prevalente, di salute e sicurezza umana, di sviluppo sostenibile. Quindi in tale contesto potrebbe trovare anche applicazione quella che viene chiamata appunto l'esenzione dell'articolo 4,7 della direttiva quadro acque, che riguarda nuove modifiche fisiche dei corpi idrici. Poi come terzo principio è che la strategia di intervento diciamo sui processi morfologici dovrebbe confermare quei principi di gradualità, reversibilità e sperimentalità che già la legislazione speciale per Venezia aveva individuato. La quarta riflessione che ha fatto il piano di gestione è quello di intervenire sulle maggiori forzanti al degrado morfologico. È stata fatta una valutazione delle diverse forzanti che concorrono al degrado morfologico e sono state identificate sostanzialmente 3 componenti: il moto ondoso, la vegetazione acquatica, il tema della portualità. Sono andato troppo avanti. Ecco, sul tema del moto ondoso il piano di gestione fa delle proposte. Una prima proposta è la rimodulazione del regime di circolazione dei natanti, quindi istituire dei regimi di accesso contingentato e delle vie preferenziali per la navigazione, ovviamente tenendo conto delle esigenze di tipo commerciale e di trasporto di residenti e di imprese. La seconda proposta è quella di individuare una ulteriore riduzione del limite massimo di velocità, che attualmente, se non ricordo male, è attestato sui 20 km/h. Una terza proposta potrebbe essere l'incentivazione all'uso di motori ibridi o elettrici. Un'ulteriore quarta proposta si sostanzia
nella previsione di un obbligo dei natanti di dotarsi di strumentazione GPS per il monitoraggio della velocità e per la localizzazione dei natanti. Sul tema della vegetazione lagunare, la vegetazione lagunare esercita un'azione efficace nella riduzione dei fenomeni erosivi, quindi l'indicazione che dà il piano di gestione è quello di proseguire nelle iniziative progettuali che già nel recente passato sono state intraprese nell'ambito della programmazione comunitaria Life Plus, finalizzate a ripristinare e consolidare gli habitat lagunari. Naturalmente questa azione, insomma, di sostegno della vegetazione lagunare deve avere come azione di supporto fondamentale quello della regolamentazione della pesca e della riduzione degli apporti di nutrienti di origine urbana ed agricola, perché si è constatato proprio nell'ambito di questi progetti LIFE che l'attecchimento degli impianti di fanerogame non è efficace in condizioni molto compromesse dal punto di vista qualitativo. E poi c'è scusate, sono andato troppo avanti, sul tema della portualità. Non è compito naturalmente del piano di gestione delle acque quello di individuare delle soluzioni, non gli compete. Tuttavia il piano di gestione ha auspicato che entro la chiusura del terzo ciclo di pianificazione almeno si individuino le soluzioni definitive in tema di portualità. È evidente che ci dovrà essere una fase transitoria per la definizione e la concretizzazione della nuova progettualità, nel quale necessariamente dovrà essere garantita la gestione in sicurezza delle attività. Quindi ancora qui torna il tema dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 4,7 della direttiva quadro acque. Il processo, come tutti ben sapete, è avviato. Sono state, avviate diverse iniziative su questo tema, quindi il concorso di idee per nuovi punti di attracco extralagunari, l'istituzione del commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei. Un breve cenno sui prossimi adempimenti, quindi un cenno su quello che è l'immediato futuro delle iniziative sul tema della salvaguardia di Venezia, della laguna di Venezia. Prima di tutto la prosecuzione del monitoraggio chimico delle acque lagunari. Il monitoraggio chimico delle acque lagunari che concorre sia alla valutazione dello stato chimico propriamente detto che degli inquinanti specifici che concorrono invece alla caratterizzazione dello stato ecologico. Entro il dicembre 2024 dovrà essere poi per il piano di gestione e sul piano di gestione dovrà essere verificato lo stato di avanzamento delle misure di piano. Si dovrà poi provvedere entro dicembre 2025 alla revisione delle pressioni, degli impatti e dello stato. In questo contesto dovrà naturalmente essere definita una disciplina operativa per l'applicazione delle esenzioni e si dovrà pervenire anche a una designazione motivata dei corpi idrici fortemente modificati che sono attualmente individuati in base al giudizio esperto sulla base di linee guida ISPRA che sono appena state emanate nell'anno scorso. Poi naturalmente seguirà nel 2026 e nel 2027 la presentazione e la predisposizione del terzo aggiornamento del piano di gestione delle acque e l'adozione
della proposta di piano nel 2027. In questo quadro diventa imprescindibile, naturalmente, alla luce dell'auspicabile attivazione della nuova autorità per la laguna, nuovo magistrato alle acque, una forte interlocuzione con la nuova autorità che naturalmente dovrà essere impostata sin dalle prime fasi. Ecco, io ho finito, grazie. Ancora? Ecco, mentre colleghiamo, magari chiamo al tavolo gli ultimi due relatori se hanno intanto questioni tecniche da risolvere con slide. E, alla luce di questi interventi volevo intanto fare una battuta che in mezzo a quel mare rosso e giallo della laguna, per chi va in barca, io no, ho visto che però la zona del Bacan dove qualcuno va a fare il bagno era verde, per cui potete continuare a farlo tranquillamente. Esatto. E, poi ecco, volevo solo fare alcune osservazioni molto rapide, magari mentre caricate. No, uno che appunto sul tema del motondoso, appunto anche di questo scriviamo molto, e proprio di recente è stato approvato un emendamento dal Parlamento che dovrebbe finalmente autorizzare questi famosi barca velox che negli anni sono stati, come ben sanno gli avvocati, martoriati dalle sentenze dei giudici di pace perché non autorizzati, quindi forse quello è un passo che potrebbe portare insomma verso una nuova dimensione. E poi a un certo punto si è parlato diciamo dello scolo dei versamenti. Lì c'è un tema, insomma anche quello annoso, che è quello dei marginamenti di Porto Marghera, che sono completati per buona parte, ma mancavano sempre dei tratti perché molto costosi, che quindi impedivano di chiudere questa famosa cintura e quindi consentendo degli sversamenti, diciamo, tossici in laguna. E da ultimo, un'osservazione velocissima su quello che diceva invece Maurizio Ferla, che proprio uno studio di cui abbiamo scritto dell'anno scorso dell'Università di Padova diceva che appunto tra gli effetti, se vogliamo, negativi del MOSE c'era proprio il fatto che questi sedimenti in uscita dalla laguna di Venezia molto spesso, tra virgolette, sfruttavano le grandi acque alte per rientrare nella laguna. Ovviamente, essendoci il MOSE chiuso e quindi non entrando più quell'acqua, uno studio appunto dell'Università di Padova aveva dimostrato come manca un grosso quantitativo di sedimenti in ingresso che si trova appunto alla porta sbarrata e quindi resta fuori. Passerei all'ultimo blocco, anche qui facendo una battuta avrei detto che dopo l'intervento di Adami, io se fossi, e l'avvocato Brunetti ci spiegherà come dovrebbe funzionare la nuova autorità della laguna, dopo l'intervento di Adami io non lo farei mai presidente dell'autorità della laguna, perché lo scenario che emerge è uno scenario veramente drammatico, come dicevo prima, con un mare che si alzerà di 1 metro al 2100 e con una proposta che fa lui, che adesso vedrete un po' immaginifica, che prevede addirittura una sorta di divisione della laguna in 2 parti, una lasciata aperta con la rimozione addirittura delle paratoie del MOSE, e qui mi spiace che l'ingegner Reddy sia andato via perché sennò avrebbe fatto un coccolone a dover togliere le paratoie, e appunto invece una zona che circonda Venezia e che tiene solo la bocca di porto di San Nicolò con il MOSE, appunto invece quella regolata e mantenuta insomma con delle strutture particolari che adesso vi verranno illustrate. Io ne approfitto anche per ringraziarvi, come vi dicevo purtroppo anche perché non sono stato bravo a tenere i tempi giusti, è tardissimo e quindi dovrò andare via, vi ringrazio ancora e poi vi lascio alla fine alla chiosa di Maurizio Pozzato, che è il vicepresidente, e vi saluterà lui. Grazie ancora. Allora, il professor Adami è impossibilitato partecipare oggi a questo incontro e allora gli organizzatori mi hanno chiesto cortesemente se potevo io così
in qualche diapositiva riassumere il contenuto dell'ultimo libro del professor Adami. Sono 5-6 diapositive, non è tanta roba. Consentitemi, prima di vedere altre 2-3 diapositive sull'importante aggiornamento recentemente presentato a livello mondiale dall'IPCC. L'ultimo rapporto è dell'AR6 e è composto di 4 parti, presentate una nel 2001 con le nuove conoscenze scientifiche, nel 2002 la seconda parte e la terza parte, impatti, adattamenti, vulnerabilità e mitigazione del cambiamento climatico. L'anno scorso l'IPCC ha presentato la relazione di sintesi. Importanti novità, perché le tendenze già, mi riferisco adesso al livello medio del mare, le tendenze già esposte, contenute nel precedente rapporto che era l'AR5 del 2014, l'incremento di queste curve che adesso vediamo preoccupano molto la realtà della laguna veneta e non solo, anche di tutto, diciamo, il litorale alto adriatico. Il rapporto ha indicato 5 nuovi scenari che sono i cosiddetti percorsi socio-economici condivisi, gli SSP, e questi sono nelle ipotesi di emissioni molto basse, intermedie, alte e molto alte. E questo è il grafico relativo all'aumento del livello medio del mare proiettato al 2100. Questo è quello su scala globale. Cosa dice questo? Vado veloce. Che con emissioni molto basse al 2100 avremmo probabilmente un innalzamento di 42 centimetri del livello medio del mare, con le emissioni basse 47 centimetri, con le intermedie 60 e con le emissioni molto alte, la SSP 5 8.5, potremmo arrivare a 82 centimetri. Attenzione, bisogna tener conto a livello locale anche della subsidenza. E allora con un tasso di subsidenza di 1,9 mm all'anno, considerando per esempio le emissioni basse e le emissioni molto alte, bisogna aggiungere i 15 centimetri di subsidenza e andiamo così, lo vedete qui, ho fatto la media della forbice dell'IPCC, avremo 57 centimetri molto basse, 62 emissioni basse, 75 le intermedie e 97 centimetri le emissioni con le emissioni molto alte. E da un'altra parte l'IPCC dedica un box specifico per la laguna di Venezia, è il capitolo dedicato all'Europa della relazione generale dell'ultimo rapporto. E qui non mi soffermo perché conferma in sostanza questo grafico l'ordine di grandezza del prossimo aumento del livello medio del mare. Insomma, in poche parole, purtroppo è possibile che alla fine di questo secolo il livello medio del mare si alzi fino a 1 metro. Questo ce l'ha ricordato anche Andrea Rinaldo, il Nobel, e stando così le cose è evidente che bisogna da subito pensare a cosa fare. Allora il libro del professor Adami, che ormai è stato diffuso un paio di anni fa, è solamente uno studio, però, come dire, è qualcosa perché dobbiamo fin da subito
soprattutto gli ingegneri, ma non solo, devono cominciare a pensare a delle... Insomma, non vorremmo che passassero, come è stato fatto per il Mose, è stato anche detto prima, 60 anni per decidere cosa fare. Ecco. Bene, allora questo è il libro. Volevo chiedere se c'è ancora in sala Giovanni Cecconi. C'è, no, è andato via. Perché il professor Adami nell'introduzione ringrazia l'ingegnere Giovanni Cecconi che lo ha aiutato a scrivere questo libretto. Vedete, è una cosa che è modesta. Il libro fa tutta la storia del Mose, dell'innalzamento del livello medio del mare, eccetera, eccetera. È composto di una decina di capitoli. Io mi sono soffermato su quelli centrali, che sono quelli dell'idea, dello sviluppo dell'idea. E quindi lui dice che fra una crescita di 80-90 centimetri rispetto a Punta Salute, la laguna dovrà essere chiusa in modo permanente, perché Venezia durante le alte maree sarebbe allagata per alcune ore al giorno o peggio ancora per periodi con continuità. La prima ipotesi è la bonifica idraulica della laguna, quindi realizzazione di argini a mare, idrovore, reti di canali di drenaggio. Quindi Venezia si trasformerebbe in una città di terraferma. Seconda ipotesi, soluzione diametralmente opposta alla bonifica meccanica, diciamo. La separazione con opere fisse della laguna dal mare e con la realizzazione di impianti di pompaggio all'interno. Però questo comporterebbe la movimentazione di volumi d'acqua abnorme, come se ogni 12 ore dovessimo movimentare una portata in ingresso o in uscita di una piena come quella del Po. Allora il cuore del problema, lui dice, è ridurre al centro storico e alle isole vicine, ridurre la superficie della risoluzione del problema. E come? Dividere la laguna in due parti. Una laguna esterna, molto grande, comunicante liberamente con... Si vede la freccia che muovo? No. Vabbè. Una laguna, una parte esterna molto grande, comunicante liberamente con il mare attraverso le bocche di Chioggia, Malamocco e Treporti, che non saranno più presidiate dal Mose. Cioè lui indica l'inutilità di mantenere il Mose a fine secolo, grosso modo. E definire, isolare una parte interna ridotta della laguna contenente il centro storico e i centri minori vicini, costantemente separata dal mare e controllata sotto il profilo idraulico e ambientale. Adesso vediamo questo disegno che è migliore. Questa è la laguna interna. Avrebbe una superficie molto ridotta rispetto alla laguna esterna. Comprenderebbe il centro storico, Murano, Torcello, Burano, eccetera. Avrebbe una superficie di circa 6.000 ettari, che è l'11% della laguna attuale. E questa laguna interna comunicherebbe col mare solo attraverso la bocca di Lido, che è quella gialla. Si vede? Sì. Solo attraverso la bocca di Lido tramite nuovi manufatti per il controllo dei flussi del tutto diversi dalle paratoie del Mose. Criteri di gestione. Lui dice si potrà riprodurre una marea, per esempio, all'interno di quest'area, riprodurre una marea, per esempio, di 20 centimetri di ampiezza. La superficie liquida della laguna interna
è circa l'85% dei 6.000 ettari, quindi circa 5.000 ettari. Per innalzare il livello di 20 centimetri in 12 ore occorrerebbe una portata media di 250 metri cubi al secondo e viceversa per abbassarla di altrettanto. Si potrà fissare a piacere il livello medio, potrebbe essere quello di oggi, 35 centimetri sullo zero mareografico di Punta Salute, e l'ingresso dell'acqua in laguna potrà avvenire per gravità, ma l'uscita verso il mare per pompaggio. Eccolo qua. Saluti all'ingegnere Giovanni Cecconi, che ti ho citato perché il professor Adami ti ha ringraziato nelle prime... dove ero arrivato? Chiedo scusa. Si potrebbe installare, dice anche a San Nicolò, un impianto idroelettrico di generazione pompaggio mediante centrale mareomotrice tipo l'Arance, come in Francia, in Bretagna. Rinunciando alla simulazione del ciclo di marea, gestire il sistema a moto permanente, con flusso entrante a San Nicolò e scarico all'esterno con impianto idrovoro che cavalchi l'argine vicino a Torcello e nel canale di Treporti. L'argine di questa laguna interna potrebbe avere uno sviluppo, una lunghezza di 50 km. Non dovrebbe questo argine difendere la stazione marittima e il tronchetto per renderli accessibili alla navigazione previo aumento delle quote di calpestio. Quindi il tronchetto continuerebbe a funzionare con la laguna grande aperta attraverso la bocca di Malamocco. Lo stato ecologico delle acque della laguna interna, ci sarebbe una ampia possibilità di gestione dello stato chimico, morfologico e biologico. Giusto per richiamare i contenuti dell'ingegner Braidot di prima. La laguna esterna. Allora, l'indicazione è l'eliminazione delle paratoie del Mose alle bocche di Chioggia, Malamocco e Treporti. Sarebbero superflue. Ci sarebbero vantaggi per l'attività peschereccia di Chioggia, che però, mia osservazione, rimarrebbe il problema del minimose che c'è a Chioggia, che verrebbe continuamente, come dire, superato dall'acqua del livello marino. Ma la conclusione potrebbe essere: facciamo anche a Chioggia una sorta di anello. Il traffico navale del porto attraverso la Laguna Grande potrà avvenire senza restrizioni. La protezione dagli allagamenti dei centri lagunari, e quindi per esempio il Lido, Lato Laguna, Pelestrina, Punta Sabbioni, sarà necessario costruire dei muri di contenimento dalla laguna, perché il livello dell'acqua della Laguna Grande sarà quello del mare aperto. Ovviamente, dice il professore, le difese a mare dei cordoni litoranei dovranno essere opportunamente sovralzati e protetti più pesantemente. La zona industriale di Marghera oggi è a quota più 2,50, quindi sarà sufficiente rialzare le aree allagabili. Idem per gli argini delle valli da pesca. Sono alle conclusioni. Quale vita nella laguna interna? Ma dice la vita in città non cambierà. Sarebbe finita ogni acqua alta. La qualità delle acque della laguna sarà molto più controllata di oggi. La funzionalità di Piazzale Roma e della stazione ferroviaria non subiranno limitazioni. La navigazione da diporto e commerciale interna non subirà variazioni. Nell'argine circondariale ci saranno delle conche di navigazione per consentire il traffico minore da
e per la laguna esterna e il mare aperto. Io avrei finito, mi è venuto in mente però che questa idea del professor Adami una cinquantina d'anni fa l'aveva avuta anche l'ingegnere Eugenio Miozzi, che nel quarto volume di Venezia nei secoli, famosi, sono 4 libri, il quarto volume si chiama Il Salvamento, ha ipotizzato un qualcosa che assomiglia molto alla proposta di Adami, con un bacino lagunare arginato che avrebbe una superficie leggermente superiore, 9.000 ettari, quella di Adami 6.000. Miozzi qui prevedeva un'arginatura meridionale tra Fusina e Lido Terre Perse, nello spartiacque fra il bacino di Lido e quello di Malamocco, e fa anche la battuta: così finalmente gli abitanti del Lido potrebbero andare in automobile in terraferma senza bisogno di prendere il ferryboat. E questo argine poi si svilupperebbe a settentrione fra Tessera e Sant'Erasmo. Anche lui prevedeva un impianto di sollevamento ubicato fra Fusina e Marghera. Ecco, lui qui non c'era ancora il canale dei petroli. Lui prevede che l'attività portuale attraversi questa laguna interna. Oggi, molto probabilmente, invece, si utilizzerebbe la bocca di Malamocco e ci potrebbe essere l'accesso a Porto Marghera esternamente a quest'area, un po' come ha indicato lo studio di Adami. L'attività portuale attraverserebbe l'area regolata e appunto oggi utilizzerebbe esternamente il canale Malamocco-Marghera. Miozzi aveva previsto 4 conche di navigazione che si vedono qui, una a nord, una alla bocca di Lido, una nell'argine vicino al Lido e la quarta a Fusina. Io vi ringrazio e ho finito. Bene, mi presento da solo, visto che abbiamo perso il nostro chairman. Sono un po' imbarazzato dopo aver sentito tutto quello che ho sentito, però mi metto nel ruolo che rivesto come ordine degli ingegneri di Venezia e quindi volevo dare solamente degli spunti finali sulla base di quello che è stato detto oggi. Ho degli appunti che avevo preparato e devo dire che sono un po' così. Allora, volevo solo dire alcune cose. Prima, il convegno di oggi ha seguito uno schema già ripetuto in altre occasioni. Esperienza di ieri serve per capire le dinamiche di oggi e pianificare il domani. Questo è uno schema che utilizziamo in tantissimi incontri, in tantissimi convegni che facciamo. In tal senso, questo percorso è già stato avviato da anni, cioè l'ordine e anche il collegio, mi qualifico anche come collegio, da anni lavora in questo senso anche come comunicazione su quello che succede sulla questione della salvaguardia di Venezia in particolare. Oggi abbiamo ripreso un convegno già fatto a settembre dello scorso anno, proprio più o meno con gli stessi relatori, abbiamo fatto un passo in più, dopo lo dirò. Voglio anche citare che 2 anni fa avevamo anche fatto un altro convegno a febbraio, circa 2 anni fa, in cui avevamo presentato richiamo il libro di Adami, visto che è stato citato più volte ed era anche oggi tra di noi, il libro di Adami, Il futuro della laguna di Venezia, oltre 30 anni di studi, ricerche, esperimenti e opere. C'è un convegno che è stato fatto, vi invito ad andare a vedere gli atti, la registrazione c'è nel nostro sito del collegio, per capire da dove siamo partiti.
Oggi abbiamo fatto una rapida rassegna nuovamente di quello che è stato fatto. Devo dire, mi è molto piaciuto l'intervento del professor Zanetto, che ha citato più volte nella sua relazione salvaguardia di Venezia, risorse economiche, cioè questo binomio nel 200-300, lui ha detto, mi era sfuggito, devo dire, per cui l'ho molto apprezzato, segnalato. E oggi col MOSE praticamente completato e in funzione abbiamo dato una particolare risalto un'attenzione alle problematiche ambientali e alla normativa comunitaria, quindi abbiamo sentito le relazioni prima. Abbiamo fatto un passo in più oggi, quest'anno, questa volta, cioè abbiamo fatto un passo nel futuro. La presentazione della relazione di Adami mi pare che sia un qualche cosa. E devo dire una cosa, ha fatto delle proposte, io le chiamerei un po' provocatorie, un po', se vogliamo, visionarie, no? Però mi è piaciuto tantissimo l'accenno che ha fatto prima Berlusconi a Miozzi. Ricordiamo, Miozzi l'abbiamo considerato, abbiamo fatto 5 anni fa un bel convegno, l'abbiamo considerato come un visionario. Caspita, guardate quello che ha lasciato però. Ecco, quindi questo abbinamento mi è piaciuto e mi dà speranza, diciamo, in qualche modo. Volevo dire, mi ero annotato, l'autorità per la laguna sta insediandosi, no? E avevo scritto, abbiamo sentito quali sono i gravosi compiti. No, ho corretto, ha detto molto più ardua. La cosa è molto più ardua, quindi me la sono segnato. In effetti, adesso incomincio a capire certe cose che non avevo capito fino a ieri. Porto un'altra considerazione che è quella del presidente dell'istituto che ci ha detto, lui ha detto in pratica il MOSE assicura la difesa fisica della laguna per alcuni decenni tranquillamente, ci dà il tempo per decidere, però non possiamo perdere tempo. E quindi quello che ci aspetta è un'impresa più ardua del MOSE che è durato 60 anni. Quello che ha detto il professor Rinaldo mi ha colpito, me lo sono segnato, cioè mi ha colpito, è la verità. Il mondo cambia rapidamente e dobbiamo adattarci anche noi. Quindi questo è un assioma che dobbiamo tenere a mente. Parlo da ingegnere adesso, siamo tornati coi piedi per terra. Allora, tra l'altro, a mio parere, l'istituzione dell'autorità per la laguna l'abbiamo aspettato tanto e ben venga, sembrerebbe che stia prendendo piede, nonostante tutte le difficoltà. È una novità a Venezia, è una grande novità perché è una autorità provvista di autonomia, cosa che fino a ieri non c'era. Anche se, e questa è una considerazione personale, questo provvedimento così importante è stato inserito come articolo 95 di un decreto legge, che poi convertito nella legge, dal titolo Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, quasi a voler sminuire in qualche modo l'importanza della decisione nei riguardi della salvaguardia di Venezia. Cioè è passata come provvedimento assolutamente importante, ma non è una legge speciale. Di legge speciale sentiamo molto bisogno. E qua riporto in pratica il resoconto dell'incontro ultimo che è stato fatto dalla Commissione MOSE Acque Alte. Come ricorda sempre anche Mariano Carraro, il motore dell'ordine e del collegio sono le commissioni, ce ne sono 25 per i vari argomenti. Quindi l'ultima riunione che ha fatto la commissione MOSE Acque Alte si è preoccupato in qualche modo, è venuto fuori il tema della legge speciale. In effetti le leggi speciali più note, già citate altre volte, danno degli indirizzi politici
e dei principi fondamentali. La 171 del 73 ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale, ma ha anche sancito l'unità fisica e la continuità della laguna. Quindi questo ce lo segniamo. La 798 dell'84, che è venuta dopo il concorso internazionale del 1985, dopo il progettone del 1981, cose che abbiamo in qualche modo ricordato, e se non ve le ricordate andate a vedere il convegno che ho citato prima, c'è tutto lì. Ha praticamente dato il via alle opere di difesa, affidando l'impresa a un consorzio per mezzo di una concessione. Questa è la 798. Oggi, alla luce di queste ultime novità, quindi l'istituzione dell'autorità, ci si domanda anche se la legislazione speciale sia ancora attuale o piuttosto debba essere modificata in qualche parte, stabilendo come vadano soprattutto reperite le risorse economiche. Ecco qua il dualismo salvaguardia e risorse economiche, cosa che ho scoperto oggi che già nel 200 e 300 e passa si erano posti giustamente, quindi è un qualche cosa che è innato in noi. E su questo in particolare ricordo che già negli anni passati, negli ultimi 10-12 anni, di cui ho conoscenza personalmente, l'Ordine e il Collegio hanno fornito un proprio personale contributo al dibattito sui progetti di legge, i PDL, pubblicati in discussione in Parlamento. Questo è il nostro ruolo. Ci sono dei progetti di legge e quindi noi abbiamo dato a suo tempo un contributo, come d'altra parte abbiamo fornito delle proposte e dei contributi quando c'è stata la discussione della trasformazione del decreto legge in legge, quello che ho citato prima, che stabilisce l'autorità per la laguna. Ecco, vengo alle conclusioni. Viene un'ultima considerazione che viene in qualche modo spontanea, mi è venuta spontanea, proprio pensando al recente passato, no? Abbiamo fatto questo passaggio passato e presente e futuro. 50 anni fa, spostiamoci, 1975, 74, 75, eravamo un po' messi male, c'era stata l'alluvione, c'era stato quello che c'era stato e ricordato più volte. Fatalità, nel 75 il Ministero dei Lavori Pubblici, con una legge specifica, la 404 dell'agosto, bandiva un concorso internazionale per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici. Questo è il titolo proprio del concorso. Sorge spontaneo, mi viene da dire, oggi siamo di fronte in qualche modo a una nuova emergenza, forse quasi peggiore di quella di 50 anni fa, perché abbiamo scenari abbastanza incogniti. È un'emergenza climatica. Abbiamo sentito le proiezioni che sono state dette prima. Credo che a questo punto possiamo ripetere l'esperienza di 50 anni fa e quindi pensare quantomeno a una proposta simile a un concorso internazionale, credo che non ci resti altro, in un certo senso, anche in considerazione dell'eco che c'è stato in questi anni a livello internazionale sulla difesa di Venezia. Concludo. Qual è il ruolo della nostra comunità? Io parlo di comunità di ingegneri, ordine e collegio. È proprio proporre un'informazione puntuale, quello che stiamo facendo oggi, che va anche condivisa, ecco quello che stiamo facendo, e la nostra è anche quello di promuovere dibattiti, mettere a disposizione le nostre conoscenze e le nostre competenze e esperienze. Abbiamo una responsabilità come comunità, essere presenti, stimolanti e propositivi. È il nostro primo compito per il futuro. Avremo modo comunque di proseguire questo cammino di oggi in altre future occasioni
coinvolgendo tutti gli attori necessari. In primis mi sono segnato l'autorità per la laguna. Grazie.